ministero del no, il ministero che complicava tutto. La sicurezza energetica, il ministero che deve avere futuro. E quindi noi abbiamo cercato più volte di perché arrivo al nucleare. Dicevo, l'energia nucleare, se non vogliamo chiamarla energia da soluzione o energia da fusione, perché ci libera dalle strozzature geopolitiche, perché non siamo dipendenti dai paesi asiatici per le materie prime e diamo più competitività alle nostre imprese, che attualmente pagano l'87% in più dell'energia per appunto l'acquisto di energia. E quindi in questa mozione che cosa diciamo? In questa mozione diciamo che dobbiamo riconoscere ufficialmente il ruolo strategico dell'energia nella lotta al cambiamento climatico, perché decarbonizzazione vuol dire sicurezza energetica, vuol dire sostenere la filiera italiana dell'energia nucleare, quella che deriva da Enrico Fermi, dai ragazzi di via Pannisperna. I tempi, guardate, è notizia di ieri che è stata data un'autorizzazione in Canada per costruire il primo SMR, il Small Modular Reactor. Quindi questo vuol dire che le nostre imprese ancora una volta sono più avanti di noi. Arriverà una legge delega in Parlamento. Io mi auguro che i parlamentari della Lega, che ringrazio i parlamentari che sono in commissione, possano costruire questa cornice, perché noi dobbiamo crederci, dobbiamo credere nel futuro del nostro paese, noi dobbiamo credere di lasciare un paese pulito, ma un paese industrializzato. Grazie a voi. Allora, grazie. Chiamo Paolo Tosato, poi si prepari Tiziana Nisini. Avete 3 minuti. Diamo per scontati i ringraziamenti, passiamo subito. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. La mozione che illustrerò rappresenta il contributo della Liga Veneta ai lavori del nostro congresso, un'iniziativa nata dal nostro segretario regionale Alberto Stefani, ma sottoscritta con entusiasmo da tanti amministratori e da tanti delegati della nostra regione.
Con questa mozione intendiamo ribadire e rilanciare la natura identitaria del nostro movimento. Intendiamo ribadire che è nostra volontà difendere le identità locali, lottare contro le degenerazioni del globalismo, proteggere le nostre comunità, garantire alle nuove generazioni un futuro autenticamente libero. Vogliamo riaffermare con forza che i principi e i valori su cui è nata e cresciuta la Lega non sono negoziabili. Oggi, più che mai, più che in passato, le identità locali sono minacciate, sono sotto attacco. Alcuni grandi interessi economici hanno intenzione di cancellarle. Noi ci opporremo, noi lo impediremo. Vogliamo difendere il ruolo e le capacità decisionali dei nostri territori attraverso il ruolo fondamentale di comuni, province e regioni. Vogliamo quindi riaffermare il primato delle comunità locali. Vogliamo poi dare finalmente attuazione alle grandi riforme dell'autonomia e del federalismo fiscale. Su questo tema è necessario fare chiarezza. Troppe falsità e troppi equivoci. La battaglia autonomista non è mai stata e mai sarà una contrapposizione nord-sud. I nemici dell'autonomia hanno sempre avuto interesse ad alimentare questo equivoco, questa falsa contrapposizione. Non è così, si tratta di una menzogna. L'autonomia, ovunque sia stata realizzata, toglie potere al centro e lo distribuisce alle periferie, a tutte le periferie. L'autonomia distribuirà ed assegnerà risorse, competenze e potestà legislative agli enti territoriali che ne faranno richiesta, a coloro che crederanno in questa sfida. Perché l'autonomia, di fatto, è sempre stato un modello vincente. La sinistra sostiene poi che l'autonomia aumenta le diseguaglianze. È falso. Permetterà a tutti di crescere e migliorare, e ricordiamoci sempre che se la ricchezza e il benessere di una regione aumenta, c'è un vantaggio per tutti, perché una parte del gettito delle regioni in crescita andrà sempre ai territori che hanno un gettito fiscale inferiore. Non cadiamo quindi nel tranello dei detrattori dell'autonomia e ricordiamoci sempre che per la sinistra il concetto di uguaglianza ha sempre significato una equa distribuzione dell'inefficienza e della povertà. Presidente, arrivo alle conclusioni. C'è un pensiero dominante nelle elite, tra i potenti, negli apparati burocratici, nei partiti servi di questo sistema, un pensiero disgregatore delle nostre comunità territoriali e dei nostri valori. Questo è il significato della nostra mozione. Senza un'identità forte, ogni comunità rischia di perdere se stessa. La sfida del futuro si chiama identità, la nostra anche e soprattutto è una sfida identitaria. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Salvini, Grazie, viva l'autonomia e la libertà. Grazie Paolo. Tiziana Nisini, si prepari Nicola Molteni. Grazie Tiziana, confido che stai nei 3 minuti. Sì, Presidente, ritenetevi tutti ringraziati. Oggi siamo qui per presentare una mozione sul lavoro, per dire chi siamo e da che parte stiamo. Noi siamo dalla parte di chi lavora e si sveglia per dare dignità alla propria famiglia, siamo dalla parte di chi crea lavoro, di chi produce e chi fa grande il nostro Paese. La Lega è stata protagonista al Ministero del Lavoro dall'inizio di questa legislatura, portando delle misure importanti che non creano precarietà come come vende la sinistra, ma danno flessibilità a un mercato. I dati ci danno ragione, c'è un'occupazione ai massimi storici, un'occupazione, numeri che non si vedevano dal 2007. Questa mozione vuole dare dignità alle famiglie, vuole dare un aiuto concreto anche alle aziende, quelle aziende che creano occupazione, e lo fa con 4 punti importanti. Tutti noi riconosciamo quanto sia importante il fair play, la correttezza nel gioco. Oggi dobbiamo cominciare a parlare di fair pay, correttezza nel mondo del lavoro, equità nei pagamenti, che
si esprime in 4 fattori, quei 4 fattori che sono il cuore di questa mozione. Una mozione che parla di contrattazione di secondo livello, una mozione che vuole abbinare ai salari una crescita dei salari abbinando dall'Istat con un aumento massimo del 2%, una mozione che incentiva quelle aziende che portano avanti accordi territoriali e aziendali, che dà un accesso diverso ai mutui anche per chi non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, una mozione che apre al mercato del lavoro, che crea occupazione e lo fa con coraggio, che tiene conto anche del costo della vita nelle varie aree territoriali del nostro Paese. Noi non abbiamo paura di cambiare, di lasciare i vecchi paradigmi, quei paradigmi che hanno ingessato il nostro Paese, quei paradigmi che portano avanti dei modelli che non sono più attuali. Noi non abbiamo paura di cambiare, noi l'abbiamo dimostrato non solo con questa mozione, ma con tutte le linee che oggi vengono portate avanti, vengono ribadite, ma è quello che noi facciamo costantemente e quotidianamente nei comuni, nelle province, nelle regioni, in Parlamento e con i nostri ministri e sottosegretari. Io ho solo 30 secondi. La Lega non si arrende, la Lega va avanti, la Lega non la piega nessuno. Viva Matteo Salvini e grazie Matteo per questi 2 giorni straordinari che hanno ribadito con forza chi siamo, da dove arriviamo e dove vogliamo andare. Grazie a tutti i partecipanti. Viva la Lega, viva Matteo e viva tutti noi. Brava Tiziana, che hai tenuto anche 3 minuti, bravissima. Nicola Molteni, che sarà all'altezza della situazione. Grazie, io presento la mozione Romeo su immigrazione e sicurezza e parto dal titolo del congresso: il coraggio della libertà. Non c'è coraggio senza libertà, ma senza coraggio e senza libertà non c'è sicurezza, perché la sicurezza è libertà, la libertà è sicurezza. Noi in questi anni, grazie a Matteo Salvini, abbiamo costruito una serietà sul tema della sicurezza, abbiamo costruito un percorso sul tema della sicurezza, siamo diventati un modello per gestire la sicurezza in questo Paese e dobbiamo essere orgogliosi. Ieri è stato detto, per l'approvazione del decreto sicurezza avvenuto venerdì in Consiglio dei Ministri. Il decreto sicurezza è il decreto della Lega, è il decreto di Matteo Salvini, è il decreto che fa 3 cose: che garantisce sicurezza agli ultimi, che garantisce protezione sociale alle persone più deboli e che garantisce sicurezza e protezione alle forze di polizia. Si fa sicurezza in 2 modi. Primo, contrastando l'immigrazione illegale, contrastando l'immigrazione clandestina, difendendo le confrontiere, difendendo i confini e recuperando la dignità del Paese. Esattamente quello che Matteo Salvini, da Ministro dell'Interno, ha fatto e ha fatto con orgoglio, e ha fatto con grande orgoglio. E si fa sicurezza difendendo e tutelando e rispettando i nostri operatori delle forze di polizia. Facciamo un grande applauso a chi, indossando la divisa, indossando l'uniforme, con impegno, dedizione, sacrificio, onore, serietà e professionalità, difende il nostro Paese. Sicurezza vuol dire dignità, sicurezza vuol dire coesione sociale, vuol dire dignità, vuol dire difesa del senso di comunità. Lo abbiamo fatto, lo faremo ieri, oggi e domani, sempre con Matteo Salvini. Grazie. Bravissimo Nicola. E ora Giulia, buongiorno. Occhio che è partito prima, mi appello alla correttezza. Abbiamo presentato una mozione, impossibile parlarne in poco tempo, quindi 2 concetti.
Sapete perfettamente che c'è una riforma costituzionale della giustizia, ma non tutti forse hanno compreso l'importanza di questa riforma costituzionale. Non fatevi ingannare da chi dice che è una riforma punitiva nei confronti della magistratura, perché questa riforma casomai punirà il sistema delle raccomandazioni, degli scambi di favore e premierà chi, pur essendo un magistrato di valore, non è riuscito a emergere. Perché questa riforma tocca anche i cittadini? Perché alcuni mi dicono, vabbè, ma interessa i magistrati. Perché questa riforma interessa anche il cittadino? Beh, ve lo dico io. Perché forse si dimentica che chi oggi è sotto processo, anziché andare dall'avvocato a guardare le carte, va dall'avvocato e chiede, ma il mio giudice, il mio PM fa parte di qualche corrente? C'è il pericolo per caso che nel momento in cui decide la sua pratica di promozione è sul banco del CSM e la sua pratica sulla sua promozione dipende dalla corrente del pubblico ministero? Questo scambio di favori è uno scambio che incide sulla vita dei cittadini. E quello che voglio dirvi è che quando sento dire che in qualche modo è una riforma punitiva, a mio avviso forse si dimentica a proposito della parola punizione un qualcosa. Se è vero che nessuno della Lega si è mai sognato di punire la magistratura, posso dire che da qualche chat emerge che non è vero il contrario. Perché io vi prego, quando parlano di riforme punitive, di ricordare il passato. Ricordatevi, il passato è la torcia che ci permette di vedere il presente e programmare il futuro. E nel passato è stata scolpita una chat che voi dovete tenere sempre nelle vostre tasche quando si dice che è una riforma punitiva della giustizia, perché noi abbiamo una chat in cui un magistrato dice: mi dispiace dover dire che non vedo dove Salvini stia sbagliando, illegittimamente si cerca di entrare in Italia, il ministro dell'Interno interviene perché questo non avvenga. Cosa sta sbagliando? Palamara, hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo. Ricordate, non fate cadere in prescrizione questi ricordi, perché in queste chat si vede quello che noi adesso vogliamo cambiare, attaccare Salvini anche se ha ragione perché protegge i confini, come se il confine fosse uno strumento per discriminare. Il confine non è uno strumento razzista, il confine è qualcosa che dobbiamo difendere perché è lo scudo della pace. Senza controlli, senza confini ci sarebbe caos e violenza. Ricordatevi che il confine ha il suo valore. E siccome vedo che passa del tempo, io voglio dirvi questo. Quando si parla di libertà, perché voi avete di fronte a voi questa frase, il coraggio della libertà. Attenzione, la libertà è bellissima, ma dobbiamo capire cosa si intende per libertà. Perché vedete, io credo che sia un concetto usato a sproposito, perché c'è qualcuno, soprattutto a sinistra, che pensa che la libertà sia la cancellazione delle regole, la cancellazione delle sanzioni, la cancellazione dei confini, il buonismo. Ecco, questo concetto di libertà a me non piace. La libertà non è caos, la libertà non è faccio quello che mi pare. Allora noi dobbiamo avere chiara la rotta della libertà. Per me la rotta della libertà è una giustizia in cui ci siano giudici indipendenti, giudici che non si scambiano chat contro il nemico, regole chiare e applicazione rigorosa di quelle regole. E soprattutto la parola sanzione, che è considerata una sanzione, una parola di serie B, la sanzione è fondamentale. Chi sbaglia paga, ricordatevelo. E ricordatevi che io spesso sento dire, ma tutto sommato noi parliamo, ma alla fin fine la responsabilità della storia e degli stati è lontana. No,
la responsabilità della storia non è degli stati, la responsabilità della storia è di ciascuno di noi. Grazie. Grazie Giulia. Allora, adesso sempre 3 minuti. Chiamo sul palco Armando Siri, il coordinatore nazionale dei dipartimenti della Lega. Grazie. Grazie Presidente. Io i ringraziamenti li devo fare, li faccio naturalmente a tutti i responsabili dei dipartimenti del partito che lavorano quotidianamente con impegno, che si danno un grande affare per cercare di andare verso la missione che abbiamo, cioè quella di fare raccordo tra la Lega, i territori, le imprese, le associazioni, tutti coloro che si aspettano che venga realizzato il programma elettorale del partito. Quindi a loro va veramente il mio ringraziamento. Ringrazio Matteo Salvini per aver voluto dare nuovo impulso a questa articolazione del partito così importante, e noi ci stiamo dando un grande affare per andare nella direzione di quello che naturalmente tutti ci aspettiamo, ovvero il riscontro del nostro impegno in termini elettorali. Ringrazio anche ancora te, Matteo, ti ringrazio per aver sostenuto sempre un progetto di comunità, un progetto molto importante, a cui tengo molto, lo sai, ci tieni molto anche tu, e ti ringrazio per aver sostenuto sempre il progetto della Scuola di Formazione Politica, che quest'anno raggiunge il suo 10° anniversario. E quindi veramente grazie. Vedo che ci sono anche tanti delegati che sono stati studenti della scuola. Lo slogan del congresso, vedo che appunto alcuni lo hanno già detto, il coraggio della libertà. Io parto da libertà. Libertà, sapete, libertà in inglese ha 2 termini che la definiscono. Una è freedom e l'altra è liberty. Ma freedom e liberty non sono la stessa cosa. La freedom è la libertà che viene concessa dal sovrano e dallo Stato. La liberty è invece la libertà che ti si attacca alla vita nel momento stesso in cui vieni al mondo, perché quella è una libertà che nessuno ti può concedere, nessuno ti può togliere. Io penso che è su questa libertà che noi dobbiamo concentrarci, perché per essere liberi occorre avere anche una certa dose di pace interiore. E noi viviamo tempi di guerra. Viviamo tempi di guerra che non è solo quella che vediamo ai confini dell'Ucraina e della Russia, quella che vediamo in Medio Oriente, quelli sono sintomi di qualcosa di ben più profondo, di ben più grave che sta avvenendo, che è una guerra interiore, la mancanza di pace, la mancanza di serenità. C'è un tema che riguarda lo stato d'animo degli individui. Noi viviamo tempi in cui la paura, l'angoscia, la depressione, l'ansia per il futuro sono costantemente presenti nei cuori degli individui. E noi non possiamo, come politica, girarci dall'altra parte. 12 milioni di italiani fanno uso quotidiano di psicofarmaci. 5 milioni di italiani si drogano. 5 milioni e mezzo abusano di alcol. Se fate i conti abbiamo fatto, se togliamo i bambini e gli anziani, la popolazione attiva. Non possiamo guardare dall'altra parte. C'è un generale stato di angoscia che ha radici ben più profonde, e senza risolvere questa situazione non c'è nessuna libertà. Io colgo l'occasione, apro una parentesi, spero di condividere anche il sentimento del segretario e anche di tutti voi a questo proposito, per mandare un saluto e un abbraccio all'amico valoroso in tante battaglie di libertà, che è Vittorio Sgarbi, a cui voglio veramente mandare un grande applauso, che sta affrontando un momento della vita che non è solo per lui, ma che riguarda tanti altri cittadini, purtroppo. L'altra parola è coraggio. Coraggio viene dal latino, lo sappiamo, coragere, agire con il cuore, perché la politica
è una questione di sentimento, è una questione d'amore. Non è che quando noi scegliamo la Lega o il nostro elettore va nella cabina elettorale e mette la X sulla Lega, lo fa solo perché la Lega ha bravi amministratori, ha bravi ministri, perché la Lega è impegnata contro l'immigrazione clandestina, è impegnata per abbassare le tasse e, apro e chiusa parentesi, 2 milioni di italiani oggi hanno una vita migliore grazie alla flat tax al 15%, per cui bisogna ringraziare la Lega e bisogna dirlo in tutte le occasioni possibili. Non solo perché vogliamo che a scuola la parola rispetto non sia solo una parola ma diventi un'abitudine. Non solo perché ovviamente tutto quello che è il nostro impegno è molto concreto nei fatti, ma perché c'è un senso di comunità, c'è un senso di stare insieme, c'è un senso di famiglia, lo dicevo, lo sentivo dire nei giorni scorsi da altri delegati. Ecco, e su questo è una questione di sentimento. La politica ha bisogno di ritrovare i sentimenti, ha bisogno di ritrovare quel pathos che ci porta e ci spinge a fare delle scelte, che sono scelte di essere insieme, di andare avanti con libertà e coraggio, ma aggiungo anche una cosa, con pensiero, perché oggi il grande nemico è il nemico che vuole un'umanità senza pensiero, dove governa l'algoritmo, dove governa un Dio che non è il Dio a cui noi ci riferiamo quando parliamo, ma è un Dio che sta soprattutto, che vorrebbe cancellarla questa politica, vorrebbe che non ci fosse, perché vorrebbe che non ci fosse l'imperfezione. E invece siamo tutti straordinariamente imperfetti, ma liberi e coraggiosi. Grazie. Grazie. Alberto Gusmeroli. Popolo della Lega, questo è il momento del coraggio, il coraggio della libertà, ma il coraggio di liberare 23 milioni di italiani da 160 milioni di cartelle. Il segretario Matteo Salvini ha sostenuto sin dal primo giorno la proposta della Lega di rottamazione lunga. Grazie Matteo. La Lega sostiene la proposta di legge perché è sempre dalla parte della gente, perché è la Lega del fare, la Lega del buonsenso. La nostra proposta di pagamento degli arretrati di imposte, contributi, tasse è molto semplice ed è totalmente diversa dal passato. 120 rate mensili, tutte uguali, senza sanzioni e senza interessi. E unisce tutti, vale per tutti, dipendenti, pensionati, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese, tutti gli arretrati di imposte, tasse, cartelle, avvisi bonari, tutto. Perché attenzione, non è un condono, non è per gli evasori, si pagano le imposte senza sconti e perché non può essere una colpa dichiarare le imposte e non riuscire a pagarle. Non può essere una colpa avere un momento di difficoltà economica. Pensiamo a quello che è successo col Covid. È una grande operazione di buonsenso. Per la prima volta, a differenza di tutte le rottamazioni precedenti, si paga in 10 anni senza maxiacconti, tutte rate uguali, e si paga vincendo in questo caso la battaglia di un arretrato fiscale enorme. Qui vince sia il cittadino che lo Stato. E perché vince lo Stato? Perché lo Stato incassa l'arretrato, ma il cittadino riesce a pagare anche le imposte dell'anno in corso che non riusciva a pagare precedentemente. E qui si mette insieme milioni di italiani,
quelli che hanno dichiarato le imposte non ci sono riusciti e quelli che ci sono riusciti. Attenzione, la rottamazione non è alternativa alla riduzione dell'IRPEF, si paga l'arretrato e si riesce a pagare le tasse dell'anno in corso e con le tasse dell'anno in corso si riduce l'IRPEF dell'anno successivo. E qui parlo agli alleati. Le due proposte, riduzione dell'IRPEF del ceto medio e rateizzazioni, non hanno nessuna alternatività, si possono fare, facciamole insieme. Avremo più soldi nelle tasche degli italiani, spingeremo i consumi, spingeremo la crescita economica, potenzieremo il mercato interno, che è una delle cose importanti per contenere l'impatto dei dazi. Ieri il ministro Giorgetti, leggo esattamente quello che ha detto: la Lega è per la richiesta di un fisco non opprimente, un fisco giusto che lasci lavorare e produrre, che oggi potremmo dire evoca la pace fiscale. Questa è una grande operazione di tranquillità fiscale, è coesione sociale, con 120 rate mensili, tutte uguali, vince la gente, vincono tutti. Il tempo del congresso è il tempo del coraggio. Viva la Lega, viva Matteo Salvini! Il burqa non è Europa, il gender non è Europa, il terrore e la violenza islamica non sono Europa. L'Europa è libertà, un'Europa dei popoli, delle nazioni e delle identità. Voi siete il cambiamento, non altri. Noi siamo il futuro. E insieme vinceremo. Siamo sul palco Kinga Gall, vicepresidente del gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento Europeo, ringraziando lei e tutti i nostri che sono qui al nostro congresso a loro spese, e quindi un bel applauso, un ringraziamento per questo sentimento di vicinanza a tutto il mondo della Lega. Grazie. Egregio segretario, caro Matteo, cari amici, sono qui a portarvi i saluti del Partito Europeo dei Patrioti e dei patrioti ungheresi di Fidesz, il partito di Viktor Orban. È una grande cosa essere con voi, essere circondati dai nostri amici italiani leghisti. Viva la Lega! Amatore Sesa, patriota italiano di Milano, nell'800 fu condannato per aver combattuto per la libertà. Quando fu condotto al patibolo, gli fu offerta ultima possibilità di fuga se avesse tradito i suoi compagni. Ma lui rifiutò e disse in milanese: "Tirem minans", cioè andiamo avanti. Chi avrebbe pensato che quasi 200 anni dopo i patrioti sarebbero stati ancora
sottoposti a giudici politici. Let me express our full support and solidarity with Marine Le Pen after the shocking decision of a French court. Della decisione scioccante della Corte, dei giudici francesi, che hanno privato del diritto di correre per le elezioni senza un giudizio finale. Quindi il divieto di correre per le elezioni al leader che aveva grande possibilità di vincere le elezioni del 2027. Questa decisione è del tutto inaccettabile in un contesto democratico, come serio, come grave infrangimento delle regole legali di un paese. In una democrazia la decisione deve essere presa a livello elettorale, non dai tribunali, non dalle corti. Questo è un attacco in piena scala, non solamente contro Marine Le Pen, ma contro la democrazia francese in senso lato. Auguro quindi a Marina e al Rassemblement National un sacco di buone cose. Mandiamo questo nostro messaggio da qui a Firenze a migliaia di persone che sono in manifestazione sulle strade di Parigi. Noi lottiamo e ti siamo vicina, Marina. Quindi ancora una volta questo dimostra che se non si possono combattere gli opponenti politici con le elezioni, si ricorre alla magistratura, ai giudici, per cercare di escluderli dalla corsa politica. Caro Matteo, volevo approfittare di questa opportunità per ancora una volta esprimere la mia grande riconoscenza di migliaia di persone in Europa per le tue azioni così coraggiose. Proteggere i confini è sicuramente un dovere patriottico, non è un crimine, non è un reato. Quindi dovresti avere ricevuto una medaglia, non una sanzione di un giudice. Ecco perché deve essere proprio Matteo Salvini che ha ricevuto questo grande riconoscimento quest'anno per avere diciamo, ricostituito la fondazione dell'Unione Europea. Un premio molto meritato. Congratulazioni a Matteo. Matteo Salvini non difende solamente l'Italia, ma tutte le civiltà, la nostra libertà, i nostri valori di vita, tutti coloro che noi amiamo, l'Europa che amiamo e che vogliamo conservare. Ma il mondo è capovolto adesso. Coloro che tutelano adesso i confini europei contro i migranti clandestini sono sotto attacco da, diciamo, coloro che sono liberali e progressisti. Come vicepresidente di Fidesz, devo dirvi francamente che l'Ungheria è sempre stata sotto attacco costante da decenni ormai. L'abbiamo già detto nel 2015, noi difenderemo i nostri confini e non permetteremo ai clandestini di entrare in Ungheria. E invece di avere aiuto e sostegno, la Commissione europea cosa ha fatto? Ci sta, diciamo, punendo, ci sta sanzionando. E dobbiamo pagare un'ammenda di 1 milione, diciamo, di euro ogni giorno. E questo è veramente assurdo, è pazzo. Ma non importa, ovviamente, come ci attaccano, come ci ricattano, questo non importa. Non ci arrenderemo, non permetteremo mai alle nostre idee di sottocombere, di cedere. Tuteleremo i nostri confini. Lotteremo per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina. Noi continueremo a lottare contro la propaganda di genere.
And we will not give up on our national sovereignty. E non cederemo mai, non abbasseremo mai la testa di fronte a coloro che ci chiedono di rinunciare alla nostra sovranità nazionale. We support Hungarian families. Sosteneremo le famiglie europee e non i migranti, faremo questo. The protection of children, our La children, tutela dei bambini, dei nostri is enshrined in figli, the Constitution, che ovviamente è suggellata dalla nostra Costituzione, questo also faremo. states that a father is a man, the mother is a woman. Quindi il papà è un uomo e la mamma è una donna. Dear ladies and gentlemen, Cari signori, care signore, millions of European citizens sent a clear message in the last election. milioni di europei hanno mandato dei messaggi molto chiari, indiscutibili nelle ultime elezioni. They say no to the policies of the globalist Brussels elite. Hanno detto no alla politica voluta dall'elite dei burocrati europei di Bruxelles. They want peace, reject illegal migration, Vogliono la pace, il rimpatrio degli immigranti clandestini, il rifiuto, non possono venire nelle nostre nazioni or a European superstate. e diciamo niente che venga imposto dallo Stato superiore europeo. Today only the patriotic parties represent this Oggi solamente position, i their partiti position. patriottici rappresentano onestamente e fedelmente queste posizioni. We already have patriots in government in Italy, Abbiamo già Netherlands, patrioti and in nei governi di Italia, Olanda e Ungheria. I patrioti sono presenti. But this is just the beginning. Ma questo è solamente l'inizio. The revolution of common sense is already underway in Europe. Perché la rivoluzione del buonsenso è già in essere in Europa, è in cammino. The era of the globalist liberal elite is coming to an end. Sta arrivando la fine dell'elite globale elitaria. Questo è finito, questo gruppo And we are elitario. entering the age of patriots. E adesso ci avviamo verso l'età dei patrioti. In Brussels, we need to get rid of the left liberal progressives and their network of NGOs, Noi dobbiamo liberarci dalle organizzazioni governative, dalla fronda di sinistra di Bruxelles, corrupt lobbyists, dalle lobby corrotte e da tutte quelle che sono propagande dei mass media, who are working against che non fanno che remare contro gli interessi delle nazioni, della loro sovranità e dei governi che vengono eletti sempre in modo prettamente democratico. This will be a fierce battle because they use all means to attack Loro utilizzeranno and tutti i silence mezzi patriots. effettivamente per attaccare e far tacere noi, i patrioti. Utilizzeranno tutto quello che è loro possibile. As we witness in the European Parliament every day. Come vediamo di persona tutti i giorni in seno al Parlamento europeo. But we are already the third largest group there and we are getting stronger. Ma siamo tuttora il terzo gruppo più grande e non facciamo che consolidare le nostre file, diventiamo sempre più grandi, numerosi. Our group and the Patriots Party will do our best to be a E il nostro source gruppo e il of gruppo dei strength patrioti faranno del nostro meglio per essere una fonte effettivamente di coraggio for our sister parties in the national domestic political battle. con tutti i nostri partiti consociati per fare in modo che possiamo avanzare con la nostra battaglia. Our goal is to help our parties win and possibly to form national governments. Il nostro fine è quello di aiutare il nostro partito a vincere e formare, quindi costituire il partito che governerà il paese. So we can bring the change that is so needed in Europe. Quindi in questo modo effettueremo il cambiamento di cui abbiamo un tremendo bisogno in Europa. Dear friends, as we are getting stronger, the attacks on us will only intensify. E man mano che cresceremo vedremo che questi attacchi che ci sferzano quotidianamente non faranno che intensificare purtroppo. But we will be not intimidated. Your party, Ma non ci Italy, faremo intimidare. Il vostro partito, l'Italia, just as mine in Hungary, come il have a mio very in strong, Europa, cresceremo sempre più forti. determined community E con le nostre comunità e i nostri territori saremo sempre più determinati. Siamo pronti a combattere, diciamo proprio fianco a fianco. we must stand up for each Dobbiamo other, lottare and gli uni per gli together altri we will be e able assieme saremo in grado di vincere la nostra battaglia, la nostra lotta. There will be difficult days. Saranno giorni difficili che ci aspettano, non sarà una passeggiata. The stakes are perhaps higher than ever Forse diciamo gli stati sono sempre più sulla difensiva che mai, because the battle is for the soul of Europe. perché la battaglia è per l'anima dell'Europa.
Sono convinto che per questa causa valga proprio la pena di lottare. E come? E sono sicuro che siamo tutti combattenti, come Matteo Salvini, che è un grande combattente, saremo in grado di emergere da questa battaglia vittoriosi. E siccome siamo a Firenze, la culla della lingua italiana, permettetemi di citare i versi del Paradiso che Dante scrisse sulla mia patria, l'Ungheria. Li cito riferendoli alla nostra Europa. O beata Europa, se non si lascia più malmenare, non più a lungo ci lasciamo malmenare dalla sinistra e dai burocratici di Bruxelles. Uniti si vince. Ti reminanz Matteo. Andiamo avanti, Matteo. Grazie, grazie. E ora chiamo sul palco Matteo Salvini perché abbiamo una sorpresa. Grazie. No, stoppati lì. Innanzitutto, grazie a Giancarlo, grazie agli amici stranieri. 5 minuti ieri una sorpresa da Washington, oggi una sorpresa da Parigi. Diamo l'abbraccio del congresso della Lega a Marine Le Pen. Più forte. Grazie Marine. Spero che questo applauso, questo calore, questo affetto umano, prima ancora che politico, t'arrivi. Non voglio rubarti troppo tempo perché oggi sarà una giornata importante per te, per la Francia. Ti chiedo solo come stai vivendo questo atto di violenza, di arroganza, di ingiustizia, e come intendi non solo resistere, ma portare il tuo partito e la Francia alla vittoria e alla libertà. E ancora a te l'abbraccio e l'applauso di Firenze e di tutto il popolo della Lega. Grazie Matteo. Sai benissimo quello che sto vivendo perché l'hai vissuto anche tu, hai vissuto gli attacchi che vengono perpetrati oggi attraverso la giustizia contro i dirigenti che tutelano, proteggono il loro paese, che proteggono la sovranità del paese. La decisione che è stata assunta contro di me è una decisione che scrive la parola fine a tutti i principi dello Stato di diritto. Perché? Perché si tratta di condannare all'interdizione ai pubblici incarichi con un'esecuzione immediata. Questo significa che io non posso avere il doppio grado di giudizio. L'attacco è molto violento, questo attacco è nei miei confronti ovviamente, questo non è un problema, ma è nei confronti di tutto il popolo francese, perché questa decisione non rimette in discussione il mio futuro, ma rimette in discussione il futuro del nostro paese, il futuro dei francesi che non avranno scelta, non potranno scegliere, non potranno votare per un candidato che loro vogliono vedere alla guida del nostro paese, visto che ero peraltro favorita
per le elezioni presidenziali. Quindi noi ovviamente lotteremo, noi non abbasseremo mai le braccia a fronte di questa violenza, quindi noi non cederemo mai a fronte della violazione della democrazia, utilizzeremo tutti gli strumenti giuridici per poter presentarci a questa elezione presidenziale e quindi mettere in scacco questo tentativo di scrivere la parola fine al funzionamento democratico della Francia. Grazie Marine. Un'ultima riflessione, poi è una giornata importante per te e per i francesi, non ti vogliamo rubare troppo tempo ringraziandoti ancora. È strano come in Francia e a Bruxelles diano lezioni di democrazia coloro che stanno sottraendo, rubando democrazia. L'abbiamo visto in Romania, dove hanno sospeso le elezioni a urne aperte, arrestato ed eliminato un candidato. L'abbiamo visto in Germania, dove per cambiare la Costituzione hanno riconvocato il Parlamento uscente dopo le nuove elezioni con un piano di riarmo da 500 miliardi per la Germania, e la storia insegna che quando la Germania compra armi di solito non finisce mai bene nel percorso storico. L'abbiamo visto anche in Austria, dove hanno messo in piedi un governo per escludere il primo partito. Quindi io penso che potranno solo ritardare il cambiamento, non fermarlo. Che messaggio pensi arriverà oggi dalle migliaia e migliaia di francesi che sfileranno per Parigi? Tu as parfaitement raison. Perfettamente ragione, non c'è soltanto la Francia ad essere colpita da questo tentativo di manipolazione della democrazia, perché io credo che gli amici di Chega del Portogallo sono minacciati da una procedura di interdizione, quindi si tratta della libertà di tutto il continente europeo ad essere rimessa in discussione, la libertà dei nostri popoli a decidere per loro stessi. E quando tu parli di lezioni di democrazia da parte di Bruxelles, io vorrei dirvi che nell'ambito di questa decisione di giustizia si è considerato come circostanza aggravante il fatto che il mio partito, Rassemblement National, contesti le istituzioni dell'Unione Europea. Bene, e c'è la condanna, la violenza di questa condanna, la violenza di questa condanna è basata su questa violazione, perché noi eravamo violazione per il fatto che noi contestavamo le istituzioni dell'Unione Europea. Quindi vediamo che si tratta di un possesso che viene fatto, un possesso della nostra sovranità, del diritto all'autodeterminazione. La nostra lotta sarà come la tua lotta, una lotta pacifica, una lotta democratica, e possiamo dire che l'esempio proprio proviene da Martin Luther King, che ha parlato dei diritti civici, e sono proprio i diritti civici e civili dei francesi ad essere rimessi in discussione. Noi non siamo i sovranisti dei cittadini di serie B, noi non siamo al di sopra della legge, ma non siamo neanche al di sotto della legge. Noi dobbiamo essere trattati come cittadini di serie A, e questa è la lotta che noi porteremo avanti nei mesi futuri. Grazie Marine, buona vita, buona battaglia, buon courage e l'abbraccio del popolo della Lega. Merci Marine. Merci à vous tous, je vous embrasse chaleureusement. Grazie a tutti voi, vi abbraccio, e il vostro sostegno veramente mi commuove, mi emoziona. Grazie. Grazie a te. E adesso il saluto
registrato il video di Jordan Bardella. Caro Matteo, cari amici, non posso essere con voi oggi a Firenze, ma credetemi, il mio cuore è con voi e vi mando un grande saluto. Qualche giorno fa, una terribile sentenza del tribunale ha deciso di escludere Marine Le Pen dalla presidenza, anche se è la leader dell'opposizione e i sondaggi la danno come favorita. Questa non è solo una decisione giuridica, ma una decisione politica. Non è stata colpita solo Marine Le Pen, ma anche la democrazia francese. È la sinistra che usa la giustizia per attaccare gli oppositori. È lo stesso che è successo a Matteo quando voleva difendere l'Italia dall'immigrazione illegale. I nostri oppositori affermano che questo è lo Stato di diritto, ma non è giusto usare la legge contro il popolo. Più i nostri avversari ci attaccheranno, più saremo determinati ad andare avanti per difendere il nostro paese e il diritto alla vita dell'intero continente europeo. Come a Lepanto, quando le nostre nazioni ci sono sollevate insieme per difendere la nostra civiltà, oggi dobbiamo unirci per proteggere l'Europa, il suo popolo, la sua identità. A Bruxelles, al Parlamento europeo, la nostra amicizia è molto forte, grazie a noi. Con questo terzo gruppo del Parlamento, i popoli hanno ora dei difensori coraggiosi che non il abbandoneranno. Matteo, sei un vero patriota. La Lega deve essere fiera di te. Siete sempre stati vicini a noi e noi saremo sempre con voi. Uniti per la Francia, uniti per l'Italia, uniti per l'Europa, per la nostra sicurezza, la nostra identità, la nostra libertà. Non ci fermeremo, continueremo a combattere. In Francia e in tutta Europa vinceremo. Viva Matteo Salvini, viva la Lega, viva l'Italia, vive la France. Sul palco il vicepresidente del Freiheitliche Partei Österreichs, Udo Landbauer. Gentili signore e signori, cari amici della Lega, caro Matteo, es ist mir eine große Ehre und Freude, heute hier bei euch sein zu dürfen, im Herzen Italiens, bei Freunden, bei Patrioten, auf dem Parteitag der Lega. Al congresso della Lega, dove la normalità è ancora di casa. Donne e uomini che sono orgogliosi della loro patria, l'Italia, e che fanno di tutto per garantire che i loro figli possano credere in sicurezza, pace e prosperità. Grazie per il vostro lavoro che svolgete a favore del popolo italiano. Siete davvero grandi. Ciò che ci unisce non è soltanto la vicinanza politica, ma una concezione comune della patria e una visione comune per i nostri popoli e per un'Europa composta da nazioni forti. Oggi lottiamo
contro una politica di dittatura dell'opinione, contro una politica guerrafondaia e contro la follia di Bruxelles che sta letteralmente portando l'Europa nel baratro. Ma questo non lo possiamo, non lo dobbiamo permettere. Ed è proprio per questo che oggi più che mai abbiamo bisogno di una forte alleanza delle forze ragionevoli in Europa. Abbiamo bisogno di pace invece che di escalation, di ragione invece che di ideologia, di controllo invece che di immigrazione e di democrazia invece che di divieti. A Bruxelles e Strasburgo siedono le élite, una signora von der Leyen che nessuno ha mai votato e tutti i suoi amici, senza alcun contatto con la popolazione normale, ma credono di sapere meglio di noi cosa è bene per noi. Una élite che crede che la casa sia negoziabile, un sistema che vuole cancellare le nostre identità, rieducare i nostri valori e sostituire la nostra popolazione con una politica mirata di immigrazione illegale. Cari amici, lo dico chiaramente, prima che si arrivino a cambiare la popolazione, cambiamo noi politici. Ci hanno promesso una ripresa nel 2015, ma quel che è arrivato invece sono criminali, attentatori muniti di coltello e islamisti. E qui lo voglio dire chiaramente, il messaggio è soltanto uno: no way, non c'è posto qua per voi, non siete benvenuti. E qui c'è bisogno di noi, di forze democratiche che si appongano a questa follia e che portino avanti invece gli interessi dei propri popoli. Viktor Orban in Ungheria, Marine Le Pen in Francia, Herbert Kickl in Austria, Matteo Salvini in Italia. Non sono solo politici, sono veri patrioti. Hanno il cuore al posto giusto e combattono per la libertà, la sicurezza, la pace e la prosperità. E se non possiamo essere fermati politicamente, allora il sistema ricorre ad altri mezzi. Marine Le Pen è un ultimo esempio. Non si è adattata al sistema perché ha detto la verità, perché lotta per il suo popolo, perché è scomoda per i potenti e proprio per questo la vogliono mettere a tacere. L'unico modo per fermare noi forze patriottiche è il sistema giudiziario. Se non riescono a sconfiggerci con la democrazia, allora ci metteranno alle strette con i tribunali. Ma io vi dico una cosa, non ci faremo intimidire, non dalle sentenze, neppure dai titoli dei giornali e certamente non da Bruxelles. Noi andiamo avanti così. Siamo al fianco della nostra popolazione e questo è un gigantesco baluardo ancora più forte del sistema. Non possono fermarci a lungo termine. E Matteo Salvini, tu sai cosa significa essere presi di mira. Hai difeso le frontiere quando altri le aprivano. Hai anteposto la protezione e la sicurezza della tua patria, dei tuoi connazionali, alla protezione degli immigrati clandestini e per questo meriti il massimo rispetto. Tu, Matteo, sei uno dei più grandi eroi europei, scusate, è una figura di spicco per una nuova e migliore Europa di libertà, sicurezza e sovranità. Tu sei a favore della sicurezza e dell'ordine come nessun altro in Italia e sai cosa significa prendere il timone anche in tempi turbolenti. E se Matteo Salvini si ricandiderà oggi, non solo
si deciderà chi guiderà la Lega, perché oggi tu, Matteo, stai mandando un segnale a tutta l'Europa. Non ci faremo opprimere, crediamo nella nostra patria e la difenderemo con il cuore, con il coraggio e a fianco del popolo. Il popolo ha bisogno di voi, l'Italia ha bisogno della Lega, l'Europa ha bisogno di capitani coraggiosi come te e anche noi in Austria abbiamo bisogno di partner forti come te, Matteo. Quindi a nome del Partito della Libertà dell'Austria dico grazie, Matteo, per il tuo coraggio, per la tua chiarezza e per il tuo instancabile impegno. Viva Salvini, viva la Lega, viva l'Europa. Grazie. Grazie Udo. Io vorrei salutare e ringraziare per la loro presenza Capone, segretario dell'UGL, e Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che poi interverranno. Grazie di essere qui con noi. Adesso il messaggio registrato di Santiago Abascal, presidente di Vox e dei Patrioti per l'Europa. E ora chiamo sul palco Afroditi Latinopoulou, presidente di Bonilo Igis. Buongiorno a tutti, combattenti italiani, uomini e donne. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. I'm very happy to be here with you today. Con voi oggi, con tutti voi, proprio qui oggi, voi che volete cambiare l'Europa. Oggi ci sentiamo tutti vendicati per tutto quello per cui lottiamo, per tutto quello per cui ci siamo battuti, per tutto quello di cui abbiamo sempre sognato. Oggi è un'Europa forte che diventa la nostra grande realtà, lo ammetto.
vi invidio in senso bonario, vi invidio perché Matteo è il vostro capo, il vostro leader, questo vero patriota che nonostante essere stato deriso, accusato e anche contrastato, alla fine è stato vendicato, e con questo dico tutto. Perché Matteo è un vero combattente. Per farla breve, perché lui è proprio la vera voce della destra italiana. E comunque sarebbe per me una grave dimenticanza non mandare tutto il mio affetto, il mio pieno sostegno al grande leader dei patrioti, Marine Le Pen. Marine Le Pen che ha contro tutto l'intero sistema social-liberale. In Francia, Marine, che l'elite dell'Unione Europea ostacola con le unghie e con i denti. Marine, un patriota che è stata diffamata in modo ironico, tutte queste calunnie le fanno alla fine solo un gran bene e ci fanno un gran bene davvero a tutti noi, perché sono i leader, perché si scagliano contro i leader di cui hanno paura e che screditano i leader. Ma noi vediamo che questa lotta non fa che rafforzarci e sono molto felice di essere un membro di questo team eccezionale, il team dei patrioti. Sono felice che oggi sono in un paese mediterraneo che condivide le stesse sfide che noi abbiamo in Grecia. Il mio paese, la Grecia, proprio come l'Italia, è stata colpita duramente da governi socialisti e dalle idee socialiste. Molti dei problemi che abbiamo sono comuni. Una illegalità crescente, immigrazione clandestina, sofferenza dell'industria pesante, decenni e decenni di co-governi, coalizioni di sinistra che hanno mantenuto l'Italia bloccata, impantanata nel passato. Cari amici italiani, dovete essere orgogliosi della battaglia di Matteo contro, le direttive dell'Unione che sono ridicole, talvolta isteriche, per quanto riguarda lo sviluppo del Green Deal, la messa a punto di macchine elettriche per il solo vantaggio di americani e cinesi. L'industria pesante italiana è l'industria dell'automobile e assieme dobbiamo tutelarla, difenderla, in modo che rimanga forte domani come lo fu un tempo. Quindi sono qua per unire la mia voce alle vostre. Uniti lotteremo, uniti saremo una sola cosa. Dobbiamo essere orgogliosi che Matteo si renda conto che l'immigrazione clandestina è il problema numero 1. Ed è in ragione della sua pressione che l'intera Unione Europea sta girando a destra, abbracciando i valori di ogni greco e di ogni italiano, patria, religione e famiglia. La mia patria, la Grecia, segue lo stesso percorso. La Grecia, che è stata la culla della democrazia e della civiltà, è inondata da migranti clandestini dalla Turchia. La Grecia, soffocata da tasse e conquistata dai socialisti. I greci adesso richiedono a gran voce il cambiamento. Ci adoperiamo in modo tale che la nostra terra, la nostra patria sia come l'abbiamo sempre sognata. Tale è il terrore di coloro che l'hanno avvelenata, la nostra patria, da tanti anni e che addirittura invocano il multiculturalismo, come l'attuale primo ministro della Grecia, e che ha addirittura tolto la parola dal vocabolario. Tutto d'un colpo, e solo adesso che si sono ricordati della parola respingimento dei clandestini. Si sono resi conto che l'illegalità è un pericolo, pericoli che hanno segnalato
e essere non tali, che noi abbiamo segnalato essere tali per tanti anni. I patrioti ora sono qui, noi siamo i patrioti, noi ci lotteremo insieme per vincere, uniti, per l'Europa che abbiamo sempre sognato e che ci è stata rubata, sottratta così violentemente dai burocrati di Bruxelles. Non dobbiamo dimenticare una cosa importante. L'intero mondo deve la civiltà occidentale alla Grecia e all'Italia. Oggi noi uniamo le nostre forze per difendere i nostri valori contro la minaccia islamica. Questo dobbiamo fare. Per nostra sfortuna, per decenni l'Europa si è smarrita nell'utopia dei soldi facili della sinistra e nella paranoia dell'agenda woke. Abbiamo chiarito una volta per tutto che vestirsi da donna non fa di te una donna. Sentirsi un gatto non ti dà 9 viti, come recita l'adagio. Comunque, chi entra in un paese in modo clandestino è un invasore, niente meno, e deve essere trattato come tale. L'amore per la patria fa di noi un orgoglioso patriota, riducendo tasse, aumentiamo la competitività, diamo vita all'imprenditoria e quindi migliora la qualità della vita di tutti i cittadini. Gli innumerevoli vantaggi che diamo agli immigrati clandestini devono essere tagliati, è come dare stupefacenti a un tossico. Tutti coloro che sono in salute devono andare a lavorare, non vivere di sussidi statali. E certo, accettare l'idea di una canniccia di carta e non di plastica salverà il pianeta, insomma. Ecco. Non devo ricordare agli italiani che il grande filosofo Lucio Seneca una volta scrisse: come il nemico è più pericoloso quando l'esercito è in ritirata, così ogni problema che si presenta ci attacca più fortemente quando arretriamo e scappiamo. Sono d'accordo, perché vi dico, lottate contro la paranoia e sposate la logica. E per finire vorrei sottolineare che quest'anno è con grande gioia che in questi giorni i cristiani festeggeranno la risurrezione del Figlio di Dio, la più grande festa dell'intera cristianità, che evoca il trionfo di Dio sulla morte per l'intera umanità. Questo è esattamente il modo in cui noi faremo risuscitare insieme la nostra Europa. Con tu Mattei, con tu Marine, con tu Jordan, con tu Victor, con tu Gerd, con tu Santiago, siamo tutti qua e tutti presenti nella madre di tutte le battaglie, dove lotteremo sempre fin quando i patrioti avranno la prima posizione che meritano nell'Unione Europea, per il nostro futuro, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli. È arrivata l'ora di dare voce alla ragione, che si farà sentire ovunque. Vi voglio bene. Grazie. Adesso il contributo registrato di Geert Wilders. Cari amici della Lega, my dear friend Matteo, it's a great honor to be a friend of Lega. Unfortunately, I cannot be present in person at your Congress today, but my thoughts are with you. There is no doubt that if I were an Italian, I would be a Lega man.
For many decades, you have been the voice of sanity in Italy, the shield protecting your great country against mass immigration and wokeism. And now, more than ever, Lega is needed. We are living in a dangerous world, in dangerous times. The world is rapidly changing. The European Union is trying to expand its powers, and we believe in national sovereignty and liberty. We patriots are the only force in Europe fighting for the freedom of our peoples. Remember what happened to our hero, Matteo Salvini. He was brought to court, accused of kidnapping illegal immigrants by refusing them entry into Italy. And thankfully, the court found him not guilty. But for 3 long years, Matteo lived under the threat of a jail sentence because he exercised his democratically granted powers and did exactly what his voters expected him to do. In the Netherlands, I too have been the victim of multiple court cases because I had voiced my opinion and the opinion of my voters. But now they even go further. In France, our good friend Marine Le Pen has been sentenced to prison and banned from running in the next presidential elections. Why? Because she was going to win them. France seems to be no better than Turkey. And patriots have been winning elections all over the Western world. Patriots have joined governments in Italy, in my country, the Netherlands, in Hungary, in the United States. We have won and we will keep winning. And nobody will stop us. I trust that in France, Marine will win her appeal, will be able to stand and become the next president of France. She will not disappoint her people. She will not waver. She is brave and she will win. We will not disappoint our people. We will not waver. We are brave and we will win because we defend democracy, liberty, and national sovereignty. And we are prepared to do so, now more than ever. My friends, be brave like Matteo Salvini. Be brave like Marine Le Pen. Never give in. Fight the good fight. And thank you, Lega. Thank you, my friends of Lega. You are the heroes of Italy. Thank you for your courage and your hard work. And may you have a successful and fruitful Congress. Long live Italy. Long live the Netherlands. Long live the free nations of Europe. Chiamo sul palco l'intervento di José Antonio Fuster, portavoce nazionale di Vox. Buongiorno, patrioti della Lega. Buongiorno, Matteo, caro amico. O capitano, mio capitano. Grazie per aver invitato a Vox. Grazie per avermi invitato a questo incontro di patrioti coraggiosi che amano la libertà, il coraggio della libertà. Forse questa è l'ultima volta che potrò parlare per molto tempo davanti ai miei amici della Lega. Alcuni mesi fa ho letto ad alta voce, come portavoce nazionale di Vox, l'elenco degli arrestati un sabato qualsiasi in una città spagnola che un tempo era libera, in Barcellona. Un elenco autentico. E ho nominato Sabar, Omar, Nassim, Abdelkader, Salah, Mohammed. Notate qualche schema? Lo schema è chiaro. Ho letto un elenco che avrebbe dovuto far vergognare tutti coloro che hanno promosso una invasione che noi, europei, subiamo. Avrebbe dovuto farli vergognare.
ma invece di provare vergogna hanno deciso di cercare di uccidermi mettendomi in prigione per aver raccontato la verità. E mentre una polizia al servizio del male cerca di far tacere la mia voce, la prima persona che mi ha difeso pubblicamente è stato il segretario federale della Lega che oggi acclamerete, Matteo Salvini. Non lo dimenticherò mai, Matteo, ministro dall'Interno. Grazie di cuore, grazie. Alcuni mesi fa, nel Pratone di Pontida, circondato da orgogliosi leghisti, ho imparato che da te queste parole che da allora mi accompagnano e che ripeto ogni giorno come una preghiera personale. Difendere i confini non è un reato. Tu hai difeso i confini, Matteo. Tu hai rischiato tutto per la libertà. Difendere le frontiere nella patria è un onore, il più alto onore a cui deve aspirarsi qualsiasi persona per bene, che voglia vivere con coraggio e morire con onore. Difendere le frontiere, come fa la Lega e tutti gli alleati di Patriots in tutta Europa, non significa solo proteggere un muro, è molto di più, è difendere la verità, la bellezza e il bene, è difendere la nostra famiglia e il diritto naturale, è difendere il cimitero dove riposano i nostri nonni, la chiesa dove pregano. Grazie. La chiesa dove pregano le nostre madri e il giardino dove giocano i nostri figli. Sappiamo purtroppo che i muri sono già stati abbattuti e il nemico è tra di noi. Ma non è il nemico che alcuni pensano. Il peggiore dei nemici è il codardo, il tiepido, è l'idiota di buona volontà. Colui a cui non importa nulla, che sia una croce o una mezzaluna. Colui che si definisce cittadino del mondo, stupido. Colui che non ha figli perché inquinano. Colui che non sa definire cosa è una donna. Colui che odia la libertà di espressione, di pensiero. Questo è il nemico. È un nemico feroce. Il nemico che non ci permette di essere ciò che siamo sempre stati. Gente normale, che difende ciò che è suo e la prosperità del suo popolo. Uno dei più grandi scrittori spagnoli, Ramiro de Maeztu, assassinato dai comunisti, scrisse una volta: essere significa difendersi, difendere la campagna, le nostre tradizioni, il nostro stile di vita contro l'imposizione del patto verde europeo che ci rovina. I dazi degli Stati Uniti non sono buoni per i nostri popoli, è vero, ma molto peggio è l'enorme truffa rappresentata dalle politiche dei burocrati di quella coalizione di codardi e dei socialisti. Noi spagnoli di Vox sappiamo che da soli non possiamo difenderci contro i nemici che ci superano in numero, che hanno tutte le armi, ma non hanno ragioni e quindi perderanno. Nessuno può farcela da solo. Abbiamo bisogno della migliore Lega per difendere insieme la sovranità delle nazioni europee, la libertà dei nostri popoli e l'integrità delle nostre patrie. E abbiamo bisogno di tutti i partiti patriottici d'Europa, quelli attuali e quelli futuri, per costruire insieme il più grande gruppo parlamentario a Bruxelles. Abbiamo bisogno della libertà perché
è minacciata di morte. Lo sa e lo subisce Marine Le Pen in Francia, Georgescu in Romania, l'AfD in Germania. Lo sa il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga, la cui casa è stata assaltata pochi giorni fa. Lo sai tu, Matteo, lo sai io. Ci sono uomini in nero che non sono stati eletti dal popolo e che perseguitano, incarcerano, disabilitano, giudicano e assaltano tutti coloro che si oppongono alla loro agenda di paura e censura. Mi concedo oggi, come ho fatto a Pontida in ottobre, con un messaggio di speranza che vi porto del presidente di Vox, del presidente dei Patriots, Santiago Abascal. Avanti, guerrieri coraggiosi della Lega, senza paura di niente e di nessuno. Lunga vita alla Lega. Grazie tante, patrioti, grazie Matteo. Il saluto al congresso della Lega del primo ministro di Ungheria, Viktor Orbán. Kedves Mateo, kedves olasz hazafiak, köszöntelek benneteket Budapestről, a szuverén Magyarország fővárosából. Nagy ütközeteken vagytok túl, a kommunista diktatúra legsötétebb évtizedeit idéző eszközökkel el akartak titeket hallgattatni, de legyőztétek a mély államügynökeit, mert az igazságot, különösen a hazafiak igazságát nem lehet elhallgattatni. Kedves Matteo, a politikában néha komoly áldozatokat kell hoznunk. Az elmúlt években bebizonyítottad, hogy Olaszországért, az olasz hazafiakért a legnagyobb áldozatot is kész vagy meghozni. Kockára tetted a szabadságodat, hogy megvédd az olaszokat, az egész európai civilizációt az illegális migránsoktól. Itt Magyarországon mi hálásak vagyunk a bátorságodért, és büszkék vagyunk arra, hogy melletted harcolhatunk. Éljen Salvini, éljen Olaszország! Allora, il contributo di Viktor Orbán chiude gli interventi dei nostri ospiti stranieri. Ricordo a tutti i delegati che alle 11:30 chiude la registrazione, quindi chi non l'ha fatto è pregato di affrettarsi, e chiamo sul palco Matteo Salvini per un'altra sorpresa. Innanzitutto grazie. So che fuori c'è la trattativa per gli ultimi voti per i membri elettivi del federale, però fa parte di ogni congresso. Per chiudere il panel degli ospiti stranieri, che ringrazio di fuori, e poi per tuffarci per qualche minuto nel mondo dell'economia, del lavoro, del sindacato e dell'impresa con Paolo Capone e Emanuele Orsini, però mi sembrava giusto invitare, per portare un saluto, un europarlamentare che da oggi è un europarlamentare a cui sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega, Roberto Vannacci. Penso che questa sia la miglior risposta non al popolo della Lega, che è un popolo generoso, accogliente, che guarda avanti, ma alle ansie e ai turbamenti annuali di tanti retroscenisti della stampa. Siamo qua e andremo lontano. A te la parola, Roberto.
Grazie popolo della Lega, grazie Matteo Salvini. Nella mia storia le missioni sono sempre iniziate con un lancio e questa non è diversa, perché il 25 aprile del 2024 Matteo Salvini mi ha aperto le porte di un grande quadrimotore e poi mi ha portato ad alta quota. E poi il 9 giugno del 2024 mi ha dato un'amichevole ma altrettanto vigorosa pacca sulla spalla e mi ha spalancato la rampa che, come al solito, mi ha visto precipitare nel vuoto. E quando si precipita nel vuoto si è da soli. Si è da soli a lottare con l'aria, si perde sempre con l'aria. Si è da soli a cercare l'equilibrio, a cercare di tenersi stretto l'equipaggiamento, a cercare di individuare il posto dove bisogna cercare di andare. È una successione di eventi catastrofici. Ad un certo punto si apre il paracadute e si è sempre da soli, nessuno può venirvi ad aiutare. E si cerca di stabilizzarlo, di orientarlo nella direzione giusta, sempre da soli. E poi gli eruditi dicono che si atterra, sbagliato, si rovina per terra, si cade in un posto che uno non conosce, sempre da soli. E poi comincia la vera missione, perché il lancio è solo l'inizio. E tutto cambia, perché si rassetta l'equipaggiamento, lo si verifica, e poi bisogna fare la cosa importante. Bisogna cercare gli altri, bisogna stringersi in un quadrato fortissimo, perché la missione la si porta a termine solo insieme. Oggi è quel momento. È il momento in cui insieme proseguiremo nell'assolvimento del nostro compito e lo faremo con coraggio, ma anche con forza ed onore. E non sono parole vuote. Non sono parole vuote. La forza è massa e la massa è qua davanti. 2000 persone qua presenti, ma milioni fuori da questo stand. Milioni che vogliono partecipare e molti, molti, molti altri ancora che ogni giorno mi vengono a trovare, mi stringono la mano, vi stringono le mani e sperano per un futuro migliore. E la forza è massa per accelerazione. E l'accelerazione è la derivata prima della velocità, misura il cambiamento. E chi meglio della Lega è riuscito a cambiare, ad adattarsi, a plasmarsi in base al presente, al momento, alle necessità, a come è variata la storia. È il partito più vecchio dell'arco parlamentare ed è presente sempre dal 1990. È lui che impersonifica questa capacità di adattarsi al cambiamento. La Lega oggi è l'unico partito sovranista che è in grado di incidere. La Lega gioca in campo, casca per terra, si rialza, si sporca le scarpe, le mani, ogni tanto tira in porta e ogni tanto fa gol, come l'ha fatto ultimamente con l'approvazione dei decreti sicurezza, che forse cambieranno le sorti del nostro paese. La Lega non si limita a urlare dagli spalti, sono capaci tutti a farlo. La Lega invece è influente in Parlamento italiano, nel Parlamento europeo, nelle realtà locali, con i sindaci, con i comuni, con le regioni, con le province. La Lega oggi è autonomista, ma deve essere sovranista in Europa per essere autonomista, perché altrimenti questa autonomia ce la mangia come Gargantù Bruxelles, che non aspetta altro. Questo è il futuro della Lega, questo è il futuro di noi tutti. La Lega oggi vota convintamente contro il presidente von der Leyen, che dice di avere gli strumenti per ricondurre in carreggiata la sovranità popolare. La Lega oggi vota convintamente contro questa commissione, le cui politiche scellerate sono alla base della crisi nella quale ci troviamo e non i dazi di Trump. La Lega oggi vota convintamente contro il Rearm Europe, perché è un piano finanziario che non porterà nulla di buono
e favorevole all'ammodernamento dell'esercito nazionale, che è presidio di sovranità nazionale e di interessi esclusivamente italiana, ma è contrario a un esercito europeo che altro non farebbe che distruggere quella che è la nostra sovranità. E poi, oltre a questo, lottiamo con onore. E la lotta con onore vuol dire la fedeltà ai nostri principi, che sono quelli della sovranità, che sono quelli dell'economia vera, l'economia che produce ricchezza, prosperità, sviluppo e che quindi deve cancellare queste assurdità del Green Deal, deve dare più lavoro, deve dare più possibilità, meno tasse. E la Lega dell'identità, quella delle comunità locali, innanzitutto, quella delle città, dei territori, delle regioni, dell'Italia stessa, perché noi siamo tutti convinti di essere veneti, toscani, calabresi, lombardi e siciliani, ma senza identità tutto questo non lo potremo essere e non potremo essere neanche italiani. Quindi io voglio ringraziare Matteo Salvini per questa amichevole e altrettanto vigorosa pacca sulla spalla. Da oggi andiamo avanti insieme. Ringrazio gli entusiasti che ci danno coraggio. Ringrazio i critici, perché la critica è il concime del progresso. E ringrazio anche i perplessi, perché tutto ciò che non ci uccide ci rende più forti. Grazie a tutti. Adesso, come vedete, stiamo allestendo il momento del confronto sui temi economici, quindi chiamo sul palco e lascio in qualche modo a lui la gestione di questo momento Giovanni Sallusti, che poi porterà avanti, diciamo così, queste interviste. Grazie. Buongiorno a tutti. Sentite? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti voi, soprattutto ai moltissimi che ascoltano Radio Libertà, vero? Questo lo... al di là delle battute autoreferenziali, questo è un momento molto importante, credo, perché mi permetto di dire, per questa comunità politica e umana, uno snodo cruciale è l'economia reale, no? E quindi era molto importante ascoltare le voci che rappresentano chi combatte ogni giorno nella trincea dell'economia reale. Altri consessi preferiscono altre trincee, le trincee di guerra magari in mezzo all'Europa. Qui preferiamo ragionare della trincea dell'economia reale. E da questo punto di vista è anche una notizia giornalisticamente, obiettivamente, per la prima volta a un congresso della Lega abbiamo un presidente di Confindustria, il presidente Orsini, e il segretario di un importante sindacato nazionale, l'UGL, il segretario Paolo Capone. Quindi io provvederei senza indugio e ulteriori mie pippate a far salire sul palco Paolo Capone, segretario generale UGL. Eccoci qua. Allora, io che sono qui semplicemente per passare il pallone, partirei da un dato, che è un dato Istat, diciamo, non di una sezione della Lega di qualche parte. Occupazione. Sono dati freschissimi del 1° aprile. C'è un ulteriore aumento dell'occupazione che porta il numero di occupati oltre i 24 milioni. Solo rispetto a gennaio c'è un aumento di 47.000 posti di lavoro. Allora vorrei parlare con lei di lavoro, perché mi permetto di dire il segretario Capone ancora fa parte di quelli strani che pensano ancora che il sindacato debba rappresentare i lavoratori e non l'opposizione politica. Allora, questo volevo chiedere come interpreta questi dati e quali sono però le esigenze concrete che stanno sotto questa fotografia, ecco, del mondo del lavoro. Intanto grazie a tutti voi,
grazie per l'invito. E dalla trincea del lavoro rispetto al passato, lo dico per un amico che aspettava questo incipit della trincea del lavoro, rispetto al passato i dati che emergono sono assolutamente positivi. C'è un incremento ancora dell'occupazione, c'è una diminuzione della disoccupazione, ci sono meno NEET, c'è meno precarietà perché i contratti che sono stati registrati nell'ultimo anno sono in maggioranza contratti a tempo indeterminato, quindi lavoro buono. Quindi Scusate, potete far silenzio, non si sente niente. Grazie. c'è quindi meno precarietà. E questo è il quadro della fotografia. E ovviamente non è soltanto l'unico quadro di fotografia, insomma, bisogna poi la trincea del lavoro è una trincea composita, non c'è soltanto il fronte, bisogna guardarsi ai lati e pure nelle retrovie dove spesso accadono cose un po' bizzarre. E quello che sta accadendo, sul quale bisogna porre l'attenzione, io credo sia un tema legato... Scusate, per un po' di educazione, riusciamo a far silenzio? Appoggio Silenzio. la mozione integralmente. Silenzio, per favore. Grazie. Dicevo quindi che la preoccupazione è quella di un grande piano industriale che questo Paese deve consolidare, deve disegnare e deve consolidare. Abbiamo dei campanelli d'allarme su tutto quello che è, per esempio, la produzione dell'acciaio, che è una delle componenti fondamentali per qualsiasi processo industriale metalmeccanico, categoria industriale manifatturiera nel quale siamo assolutamente all'avanguardia. E poi c'è tutto il tema dell'automotive e delle follie euro verdi che hanno e stanno mettendo veramente in crisi questo settore. Ecco, questo è un dato di preoccupazione. Ovviamente se l'occupazione aumenta, però nel terziario, magari in altri settori industriali, quelli della chimica, quella della farmaceutica, riusciamo a fare performance importanti, su quelli del turismo pure, dell'accoglienza. Tutto questo, come dire, pone l'asticella rispetto al recente passato e in un tempo molto rapido rispetto all'inizio delle operazioni del governo, in maniera, devo dire, positivo. Chi non se ne accorge guarda ovviamente la realtà con degli occhiali appannati. Mi riferisco, se non si fosse capito, a Landini, a Bombardieri, che sono insomma... Si era intuito. Beh. No, lei giustamente citava, diciamo, il Green Deal, che poi è un simbolo anche più in generale di un approccio che, mi permetto di dire, si dimostra fuori dalla storia, no? Che ha una ricaduta concretissima, cioè nella stessa Germania, no? Colossi come Continental, Volkswagen, a proposito di occupazione, hanno fatto licenziamenti di massa per conseguenza diretta di queste follie. Allora la domanda è, come dire, è rinviabile una sterzata da queste eurofollie o no? E quale dovrebbe essere la sterzata secondo lei? Ah no, non è rinviabile, la sterzata va intanto prendendo tempo rispetto alla scadenza del 2035, su questo è indubbio, e poi riconsiderare quello che è l'apporto il vantaggio in termini di emissioni di CO2 rispetto allo svantaggio di avere tecnologia che non governiamo, di cui non siamo proprietari, quella delle auto elettriche, materie prime, terre rare di cui non siamo possessori, quindi tutto questo deve far conto complessivamente. Adesso nessuno vuole vivere in un territorio inquinato dove l'aria è irrespirabile, dove le malattie legate al disequilibrio della natura portano gravi conseguenze, ma insomma andiamo a verificare se questi fatti sono veramente così. Noi abbiamo vissuto un periodo, oggi non si sente più, ma Greta, che diceva che stava venendo la fine del mondo, fortunatamente non si sente più, è stata ricevuta dal Consiglio europeo, dal Papa, era diventata l'icona, ovviamente costruita a tavolino, costruita in vitro, di un non esistente emergenza, fermo restando che pure lì ovviamente ricorrere all'approvvigionamento energetico è fondamentale, ricorrere a energia meno impattante è sicuramente fondamentale. Tra queste posso tranquillamente dire che l'energia nucleare, quella di ultima generazione, è per noi un obiettivo da traguardare il più presto possibile.
Questo è molto interessante, credo sia anche una notizia. Volevo chiederle, visto che il vostro approccio, diciamo, di sindacato post-ideologico, mi permetto di dire, vede ovviamente il nesso che c'è tra il lavoro, la produttività, l'impresa, cioè non c'è una contrapposizione tra questi elementi, ma c'è anzi un'alleanza, diciamo. Allora volevo chiederle, la produttività di un paese, diciamo, vive anche sulla continuità territoriale, sulle infrastrutture, sulla connessione infrastrutturale dell'intero paese, cioè su un piano di grandi opere all'altezza dei tempi. Vista dal punto di vista di chi sta nella trincea del lavoro, che necessità ci sono da questo punto di vista? C'è la necessità di realizzare tutte le grandi opere che sono state programmate, a partire dal ponte sullo stretto di Messina, perché il tema non è soltanto quello della continuità territoriale, e chiedete a chiunque, non glielo chiedete alla Schlein ovviamente, perché ha detto che ci vogliono 5 minuti di attraversare, perché è vicina la distanza. Sottolineerei... Non c'è mai stata, secondo me. Sottolineerei per la Schlein che i ponti si fanno dove la terra è vicina. Un ponte da qui all'America non si può fare, quindi è proprio per avvicinare ancora di più la possibilità di collegarsi, ma lì si innescherebbero una serie di meccanismi che farebbero ovviamente accelerare il processo anche della infrastrutturazione, da un lato Calabria e dall'altro Sicilia, che è quello che serve a quelle terre anche per riscattarsi da vecchi fenomeni di abbandono che pur ci sono stati. E poi rappresenterebbe il ponte sullo stretto la dimostrazione ritrovata della grande capacità ingegneristica del nostro paese, che dal tempo dei Romani si realizzò con ponti, con acquedotti, con strade, con tutto quello che fa 2000 e passa anni fa l'avevano pensato, insomma non è una grande scoperta, ma è sicuramente uno strumento che ci può servire per dare all'Italia un nuovo rinascimento di produzione, un rinascimento di crescita di chi lavora, ma anche di chi fa azienda, perché questo è fondamentale. Usciamo fuori dalla logica della contrapposizione tra capitale e lavoro. La lotta di classe è finita, è servita forse all'inizio del secolo scorso. Oggi dobbiamo arrivare alla partecipazione, alla condivisione degli obiettivi, alla responsabilità del lavoratore all'interno dell'azienda. Perfetto, mi ha in parte bruciato, ma felicemente l'ultima domanda che volevo fare prima di congedarla, e cioè qual è il rapporto virtuoso tra un sindacato appunto post-ideologico concreto e la politica? Come lo vede lei questo rapporto? Ma il sindacato rappresenta per sua natura l'anima critica della politica. Perché? Perché ovviamente avendo una visione parziale, nel senso di parte, quindi essendo un portatore di interessi di chi lavora, e tutti quanti noi passiamo in tranne pochi benestanti che hanno la possibilità di non farlo, ma dico è, diciamo così, l'aspetto più sociale che interessa il sindacato. E allora anche in momenti come questi di grande trasformazione, con un futuro che io credo sarà migliore del passato, ma che ha delle insidie, rappresentare il tema sociale, rappresentare il tema del lavoro, rappresentare il tema del confronto, rappresentare l'attenzione che bisogna avere per le categorie più fragili all'interno del nostro paese è fondamentale. Ecco, questo il sindacato lo fa, pure la politica, ci mancherebbe. Noi lo facciamo con strumenti di contatto diretto quotidiano, perché siamo all'interno di ogni azienda, all'interno di ogni fabbrica, all'interno dei circoli degli anziani, in tutti quei luoghi dove le esigenze si manifestano in maniera più rapida forse. Io ringrazierei molto il segretario Paolo Capone dell'UGL, grazie davvero anche per la chiarezza dell'esposizione. Grazie davvero. Allora, scusate un secondo, un dettaglio organizzativo che però è sostanza. Adesso c'è un altro contributo con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e poi l'intervento del candidato segretario Salvini. Per motivi organizzativi avverto gli interessati che chi vuole entra adesso, dopodiché le porte saranno in qualche modo chiuse, perché non voglio confusione e casino in questa fase, quindi chi è interessato entra e prende posto, se no, diciamo così, potrà entrare in aula a congresso chiuso, ok? Prego.
E allora per la prima volta un congresso della Lega, chiamo sul palco il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Benvenuto. Eccoci qua. Allora, grazie anzitutto di essere qui con noi. Diciamo che non possiamo non partire per impellenza della cronaca dalla questione dazi, no? Nel senso che il Dazi Day tanto annunciato è arrivato, c'è molta isteria sul tema dal mio punto di vista, molta isteria strumentale anche, e viceversa con lei volevo provare a ribaltare l'ottica e a chiederle, al di là delle polemiche di politica o di politichetta che vengono fatte, guardiamola al di qua dell'Atlantico, dal nostro punto di vista, no? L'Europa, quindi anche l'Italia, che in questa temperie, che politica commerciale, industriale, economica deve portare avanti dal suo punto di vista? Intanto mi sentite? Ecco, intanto grazie a Matteo dell'invito, grazie alla Lega. Io credo che il confronto tra l'industria italiana e tutti i partiti politici sia fondamentale, quindi oggi, quando lei ha detto la prima volta che il Confindustria è presente al congresso, io credo che sia giusto invece essere presenti a tutti i congressi per portare ovviamente l'istanza dell'industria. Io inizio dicendo, mi collego un po' a quello che ha detto il ministro Giorgetti ieri, insomma non facciamoci prendere dal panico, perché da un certo punto di vista vedere che Wall Street in 2 giorni brucia 5.000 miliardi, Piazza Affari ne brucia 47 miliardi di capitalizzazione, attenzione, e lo dico ai risparmiatori, ai piccoli risparmiatori, che qualcheduno sta facendo dei grandi interessi, quindi cerchiamo di usare la testa, fermiamoci. Perché la verità è che stiamo bruciando soldi di capitalizzazione di imprese che vivono il mondo reale, magari anche di imprese che non lavorano negli Stati Uniti, e questo mi spaventa, e comunque bruciamo soldi dei cittadini. Venendo ai dazi, è ovvio che per un paese come il nostro, 626 miliardi di esportazioni, il 4º paese al mondo, quindi noi non abbiamo bisogno di dimostrare nulla a nessuno che le nostre imprese funzionano, la verità è che il grande lavoro che noi stiamo facendo con gli Stati Uniti per noi è importante, 65 miliardi di esportazione, un saldo positivo di 42 miliardi, quindi noi abbiamo la necessità di dialogare con gli Stati Uniti. Quindi è anche per questo che noi abbiamo detto serve lavorare e negoziare tutti assieme in Europa con gli Stati Uniti, ma usando anche i rapporti che esistono. Abbiamo visto ieri Elon Musk che comunque ha fatto citazioni interessanti, quindi io credo che oggi chi ha rapporti li deve saper usare, ma l'Europa tutti insieme deve negoziare. Ma vi spiego perché. Perché noi esportiamo il 52% del nostro prodotto in Europa, e non è che se l'Italia va bene e la Germania va male noi non abbiamo un problema, perché i pezzi dei nostri automotive, i pezzi diciamo dei nostri imprenditori stanno facendo per la Germania e la Francia, se loro non vanno bene per noi è un problema. E quindi questo per me è fondamentale, e qui si possono fare cose, perché io credo che sui temi delle big tech oggi il saldo europeo tra Europa e Stati Uniti, mettendo anche all'interno non solo i prodotti e beni, mettendo anche il big tech, la differenza è circa di 50 miliardi. Il negoziato lo si può fare giustamente sul big tech, lo possiamo fare sull'acquisto del gas, anche se siamo consapevoli che comunque il gas liquido che stiamo comprando costa di più. E l'altra cosa che possiamo fare è che non dobbiamo scordarci che l'80% della difesa europea la compriamo negli Stati Uniti. Dobbiamo crescere, vogliamo crescere, abbiamo aziende che lo possono fare, però oggi questa è la realtà. Quindi non panico, no? Mettiamo al centro e facciamo cose subito. Poi l'Europa deve fare i suoi compiti, ma penso che ne parleremo dopo. Assolutamente, anzi parliamone subito, già che ci siamo. A proposito di compiti dell'Europa, prima affrontavamo col segretario Capone quell'impianto che poi viene semplificato mediaticamente nel Green Deal, no? Però un impianto più generale, c'è anche il Clean Industrial Act, c'è un'ottica, addirittura all'Europarlamento si è sdoganata nella legislatura precedente una legge sul ripristino della natura che non mi sembra, come dire, faccia gli interessi dell'industria, cioè c'è tutta un'ottica
non so come definirla, declinista, diciamo eco-talebana, comunque quell'ottica del Green Deal, allora la domanda che non posso non fare anche a lei è come è vissuta quest'ottica dal tessuto delle nostre imprese e come bisognerebbe sterzare eventualmente. Vabbè, allora noi parto dal presupposto che sono un europeista convinto, io sono convinto che l'Europa dei vaccini abbia saputo fare bene. Però parliamo di un'altra cosa. Cioè oggi, ma com'è possibile? Chi fa impresa dal proprio listino prezzi non toglie il primo prodotto che fa per ideologia, penso all'automobile. Il veicolo in Europa è il primo prodotto e se avessimo continuato a fare quello che dovevamo fare, cioè quindi utilizzare la neutralità tecnologica e non l'ideologia, avremmo assunto 100.000 persone in più in Europa, invece il rischio è che ne perdiamo 70.000 in Italia. Allora, poi per dire cosa? Che noi oggi io non sono contro l'auto elettrica perché dice no, ma Orsini è contro l'auto elettrica. No, però abbiamo dei problemi e dobbiamo tenerne conto. Io penso ovviamente all'Italia. L'Italia ha un problema enorme di costo di energia e di connessioni, ma spingere ancora su una tecnologia che in Europa non abbiamo, che viene prodotta dai cinesi, che ci arriva dalla Cina e che da un certo punto di vista la Cina per emettere meno ha aperto per produrre batterie 100 centrali a carbone in più, ma il cielo non è diviso, ma stiamo eliminando ovviamente la nostra impresa. Allora, poi c'è un capitolo ma la burocrazia europea, noi oggi dobbiamo fare una cosa semplice, dobbiamo fermarla, non c'è più tempo. Abbiamo costruito 13.000 norme in 5 anni, dove gli Stati Uniti ne hanno fatte 3.500. Cioè noi facciamo la norma per la norma, ma scusate, noi abbiamo mappato dal nostro centro studi presentato settimana scorsa, all'inizio di questa settimana, perché ormai perdiamo i giorni, la GDPR, che è importante, siamo a legge per la privacy, è importante, ma costa l'8% dei ricavi. Ma scusate, ma noi se siamo in un mercato dove dobbiamo competere geopoliticamente con gli Stati Uniti, dobbiamo competere geopoliticamente con i cinesi, vogliamo la responsabilità sociale e noi la vogliamo fare e la sappiamo fare, ma se lottiamo con quelli che non hanno la responsabilità sociale, o noi siamo in grado di cambiare loro oppure noi siamo finiti, quindi noi dobbiamo mettere al centro l'impresa e per mettere al centro l'impresa anche in Italia e vedremo, io spero, Giancarlo ormai mi sopporta, sa che io spesso vado con il ministro Giorgetti, oggi serve un piano straordinario per le imprese. Noi oggi abbiamo il PNRR che è stato pensato al momento dove era l'apice dell'ideologia anti-industriale, quindi che ha dato dei soldi, una parte ovviamente a fondo perduto e una parte a debito. Ma almeno la parte a debito che oggi abbiamo una guerra economica in corso, la possiamo utilizzare per salvare le imprese, fare in modo che possano correre. Quindi questo dobbiamo fare da subito. Abbiamo soldi non spesi dal PNRR, questi vogliono convertiti. Abbiamo visto gli spagnoli che hanno attuato un piano di 15 miliardi, abbiamo visto la Germania che ha messo 500 miliardi sull'industria, non parlo del ReArm, ma 500 miliardi al centro, ci sono le infrastrutture e quando mi si chiede tema infrastrutture, noi siamo d'accordo su tutte le infrastrutture, ma spiego perché. Oggi siamo al 19° posto in Europa per logistica, la Germania è al 4° posto, questo è un tema di mancata produttività e quando noi vogliamo dire dobbiamo produrre di più, noi i compiti a casa li dobbiamo fare, per fare i compiti a casa dobbiamo investire di più, dobbiamo avere gli strumenti sono che siano automatismi non legati a lacci e accioli, fatemi dire, come Industria 5.0 che sappiamo non ha funzionato e a questo punto servono misure che incentivino i nostri oggi hanno un tema di fiducia, perché oggi quando manca la fiducia non investono, è come chiedere a un cassa integrato di comprare una macchina nuova, non lo fa. Allora noi abbiamo bisogno invece di dire, bene, barra dritta, quindi no paura, no panico, avere un piano strategico di cosa vuole fare l'Italia e l'Europa sull'impresa, perché l'impresa uguale, capitolo, lavoro, sono i ragazzi che lavorano da noi. Quindi se vogliamo salvare i ragazzi che lavorano da noi, che a noi interessa, e i nostri
visto che sono 24 mesi che non c'è mancata produttività, non stanno né mettendo in cassa integrazione né licenziando perché mancano le persone, abbiamo paura di perderli. Quindi da subito serve potenziare l'aiuto alle imprese, perché sennò questo sarà un enorme problema. Poi ci sono temi di energia, temi di competitività che... Sì, ascoltandola mi veniva in mente che lei ci sta dicendo, semplifico, mi corregga se sbaglio, bisogna uscire da quella situazione che è rappresentata da un vecchio aforisma in voga negli Stati Uniti per cui l'America fa, la Cina copia, l'Europa regola. No? Bisogna un po' uscire da questo vecchio schema, questo mi sembra che sia un po' la morale del suo... Io anche qui, mi permetto, scusi l'interruzione, cioè noi dobbiamo dialogare con tutti, perché noi i prodotti li vendiamo a tutti. Poi è logico che se devo dire, con gli Stati Uniti c'è una partnership che è molto più, diciamo, è da molto più tempo che la stiamo costruendo, ma c'è anche un saldo positivo, perché quando si parla comunque di mercato di commercio, e dicevo prima, noi esportiamo agli Stati Uniti 65 miliardi e loro ce ne esportano 25, abbiamo un saldo di 42 miliardi saldo positivo. La Cina è il contrario. Quindi anche con la Cina, io dico, noi possiamo dialogarci, però c'è un tema di reciprocità e c'è un tema anche di responsabilità sociale nei prodotti che vengono fatti, che questo è fondamentale, perché se a me mi chiedete di fare un prodotto con una barriera di un'asticella che è alta 2 metri e loro devono fare un salto di 1 metro, capite che la competitività è un po' diversa. Assolutamente. Lei citava il macro tema dell'energia, no? Allora su questo fronte volevo sottoporle 2 snodi. Uno, la questione costi dell'energia, no? Impazzimento dei costi dell'energia, come va affrontata, che dialogo politica-impresa ci deve essere. La seconda è se anche lei condivide diciamo il sì del segretario Capone all'energia nucleare pulita, moderna, di ultima generazione. Mi sono preso un appunto perché credo che la risposta... Allora, il costo dell'energia a megawattora del 2024... L'Italia la paga 108 euro a megawattora, la Germania 78, la Spagna 63, la Francia 58. Quindi vuol dire che la Germania è un meno 38%, la Spagna meno 72%, la Francia meno 87%. Ma noi abbiamo un problema, Noi dobbiamo convincere anche gli altri a venire a investire in Italia. Abbiamo bisogno che gli altri rimangano in Italia a investire e non facciano delocalizzazione e vadano all'estero. L'energia è il tema dei temi per la competitività delle imprese. E io sul sì al nucleare, è certo che sia il nucleare, ma vuol fatto subito, ci vuole coraggio e qui non può esserci un problema politico, è un problema di salvaguardia dell'Italia, non si può pensare che ci sia qualcuno contro, perché oggi è l'unica via per salvare l'industria italiana e per mettere al centro i lavoratori, perché questo è, noi e i lavoratori siamo la stessa cosa e l'energia è il problema. L'energia è il problema, questo come dire, lo possiamo scrivere a caratteri cubitali sopra le nostre teste. Come ultima domanda, anche a lei volevo porre una domanda di metodo, che però poi diventa anche merito, no, delle sane relazioni tra gli attori, corpi intermedi di un paese. Qual è, dal suo punto di vista, una corretta relazione tra chi rappresenta le istanze dell'economia reale, delle imprese, delle industrie e la politica? Quali sono, come dire, le leve... Il rapporto tra noi e la politica. Vabbè, Sì, noi non facciamo politica, noi siamo altri politici. Il nostro mestiere è quello... Come l'ha incalzata? Ecco, questo è un po' su quali snodi l'ha incalzata? Io credo che chi fa il mio mestiere prestato per 4 anni deve avere una capacità d'ascolto dei territori e capire veramente quali sono le esigenze, fare sintesi e cercare di dire alla politica quali sono le maestre. Però vedete, anche qui non possiamo pensare di correrci dietro sulle leggi di bilancio, ma non sto dando una colpa, ovviamente noi sono state fatte delle scelte, il cuneo fiscale, il debito diciamo derivante di alcune scelte del passato, però un piano strategico oggi dove vuole andare questo paese è fondamentale per 2 motivi: per capire dove puntare, cioè quali sono le imprese da salvare, cioè da aiutare e da salvaguardare, perché noi abbiamo delle eccellenze che non possiamo perdere, quindi quelle vogliono protette,
Abbiamo quelli che purtroppo vengono da settori maturi che dobbiamo aiutare a trasformarsi e aiutarli ad andare all'estero, perché in un momento come questo non si può più parlare Mercosur sì, Mercosur no. Il Mercosur va fatto domattina, e poi nuovi mercati come l'India, perché i nostri prodotti sono apprezzati. Quindi nostra necessità è portare le istanze a chi fa politica di fare scelte giuste, e noi dobbiamo saper fare sintesi. E mi sembra che lei oggi di stanze ne abbia messe sul tavolo. Io la ringrazierei molto e farei un grande applauso Grazie al a tutti Presidente voi, di grazie Confindustria. dell'invito, grazie. Allora, grazie a Paolo Capone, Emanuele Orsini e naturalmente a Giovanni Sallusti che ci ha guidato in questo approfondimento. All'ultima domanda volevo rispondere io: come stanno addosso la politica quelli di Confindustria. Benissimo, allora a questo punto io chiamo il messaggio di saluto di Giorgia Meloni al congresso della Lega. Caro Matteo, cari amici della Lega, buongiorno a tutti. Ci tenevo, seppure brevemente, a portare il mio saluto al congresso della Lega, in un momento importante, chiaramente, per qualsiasi partito, in termini di organizzazione e scrittura delle mozioni congressuali, di preparazione dei documenti, coinvolgimento dei militanti. Un congresso non è mai una perdita di tempo, è sempre un grande esercizio di democrazia, è ciò che rafforza e rende un partito vivo, vitale, dinamico. Celebrarlo mentre si è al governo vuol dire che le responsabilità istituzionali non ci hanno distratto dall'ascolto dei nostri elettori, della gente, dei territori, non ci hanno allontanato da chi ci sostiene, da chi ci dà la forza di proseguire in questo cammino. Un cammino che è entusiasmante nella sua difficoltà, a tratti fisicamente molto impegnativo, che però ci ha permesso di entrare pochi giorni fa nella lista dei 5 governi più duraturi della storia repubblicana. E, fatto ancora più importante, dopo 2 anni e mezzo di governo, noi possiamo ancora contare sul consenso della maggioranza degli italiani. La nostra coesione, la nostra compattezza ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l'Italia, di restituirle quell'autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni le sono state negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare. Programma che intendiamo rispettare punto per punto, perché è esattamente questo che ci differenzia dai nostri avversari, che ci differenzia dalla sinistra. Noi condividiamo la stessa visione del mondo, siamo al governo per rispettare gli impegni presi con i cittadini, siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni. Ecco perché andremo avanti, pancia a terra, fino alla fine della legislatura, per costruire col premierato un sistema politico stabile, rimettere in capo ai cittadini la scelta su chi debba governare, per liberare con la riforma della giustizia la magistratura dalle correnti politicizzate, per garantire con l'autonomia differenziata gli stessi livelli delle prestazioni a tutti i cittadini, a prescindere dalla regione nella quale vivono. E continueremo a difendere i confini, a combattere l'immigrazione illegale di massa, proseguendo con quel lavoro paziente, quotidiano, ma determinato, che ci ha consentito di ridurre drasticamente gli sbarchi sulle nostre coste. E non arretreremo di 1 millimetro sulla sicurezza. Siamo e saremo sempre al fianco delle nostre forze dell'ordine, come abbiamo fatto finora. Abbiamo aumentato uomini e mezzi, abbiamo sbloccato i contratti fermi da anni e previsto nel decreto sicurezza una tutela legale per i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al loro servizio, cioè mentre stanno compiendo il proprio lavoro. Lo Stato sosterrà le loro spese legali fino a un massimo di 10.000 euro per ogni fase del procedimento. È una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettavano da molto tempo e che questo governo rivendica con orgoglio. Continueremo a lavorare per costruire un fisco più leggero ed equo, combattendo la vera evasione e soprattutto per mettere le nostre imprese nelle condizioni di creare sviluppo e i nostri lavoratori di avere occupazione di qualità. Abbiamo giurato al Quirinale il 22 ottobre del 2022 e da quel giorno in Italia è stato creato 1 milione di posti di lavoro in più. Ci tengo a ricordarlo perché penso che Silvio Berlusconi, che del 1 milione di posti di lavoro in più creati in una legislatura aveva fatto una battaglia prioritaria, sarebbe fiero di sapere che il governo che ha contribuito a far nascere ha raggiunto quel traguardo in appena 2 anni e mezzo.
Stiamo governando nel momento probabilmente più difficile dal dopoguerra a oggi. È successo e sta succedendo un po' di tutto. Affronteremo anche il tema dei dazi con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi. Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti negoziali ed economici necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati. E torneremo a chiedere con forza all'Europa di rivedere le normative ideologiche del Green Deal e l'eccesso di regolamentazione in ogni settore che oggi costituiscono dei veri e propri dazi interni che finirebbero per sommarsi in modo insensato a quelli esterni. Ne avremmo felicemente fatto a meno, ovviamente, però io sono convinta che gli italiani si sentano rassicurati dal fatto che alla guida dell'Italia ci sia questo governo in questo momento. Nessuno di noi è perfetto, abbiamo sbagliato molte volte, sbaglieremo ancora, però i cittadini sanno che su di noi potranno sempre contare, perché l'unica cosa che ci interessa è fare l'interesse dell'Italia e degli italiani. E quindi viva l'Italia, viva il centrodestra, grazie a tutti, buon congresso. Non cederei mai, neanche in cambio di tutti i soldi, le banche e le televisioni del mondo. Degli ideali, dei valori, delle idee, delle prospettive. Beh, è il momento di dare la parola al nostro segretario federale Matteo Salvini. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. Quando penso al tempo che in questi anni ho tolto ai miei figli, che è il cruccio più grande, il vostro affetto e giornate come queste mi dicono che è tempo ben investito anche per il loro futuro. E questo riguarda tutti voi, segretari di sezione, sindaci, governatori, militanti. Non esistono semplici militanti, militanti che tolgono tempo ai figli, alla famiglia, al lavoro, agli affetti. Però, e fra ieri e oggi penso che abbiamo dato l'idea di chi siamo
di dove siamo oggi, ma soprattutto di dove vogliamo arrivare non domani mattina. Ma la politica in momenti delicati come questi ha il dovere di indicare una strada che non duri qualche mese o qualche elezione, ma che spieghi ai figli dei nostri figli che paese gli stiamo lasciando. Buona quinta domenica di Quaresima, perché al di là della fede non possiamo aver timore di ricordare che in Italia abbiamo radici cristiane. E quindi con tutto l'affetto per chiunque arrivi, non nego un po' di emozione, diciamo che qualche comizio l'abbiamo fatto, però è un momento particolare perché per mesi, negli ultimi 2 o 3 anni, dotti analisti hanno centinaia di volte decretato la fine della Lega imminente. Li ringrazio perché in primis ci hanno allungato la vita, in secundis ci hanno spronato a lavorare sempre di più e meglio. E il congresso di oggi è la risposta a loro. La Lega non è un partito, lo dico agli amici stranieri che ringrazio dal profondo del cuore per essere partiti da lontano ed essere qua oggi a Firenze. La Lega non è un partito, la Lega è una comunità, è un movimento, è una famiglia dove per noi contano i successi, i voti, le vittorie, però conta anche l'amicizia, è stato citato da qualcuno prima di me e non è membro della Lega, però sta lottando e sono sicuro che tornerà in Italia a portare il suo utile contributo, perché io adoro anche chi non la pensa come noi. È giusto che da Firenze arrivi in ospedale a Vittorio Sgarbi l'abbraccio del popolo della Lega. E io ho scelto questa frase che è geniale, Quindi ringrazio Vittorio e lo aspettiamo ancora a combattere. Oggi ricordiamo anche le vittime del terremoto dell'Aquila, perché laddove c'è da costruire, gli amministratori della Lega ci sono, i volontari, la protezione civile, gli alpini ci sono. Ho scelto, io non sono solito scrivermi i discorsi, alla Bossi fra la notte, fra ieri notte alla 1 e stamattina alle 6:30 mi sono messo giù 3 fogli scritti a penna con quello che ho sentito ieri, dall'inizio alla fine, perché è stato un mio dovere e un mio piacere ascoltare fino all'ultimo dei delegati che erano iscritti a parlare, perché la Lega non sono i ministri, o meglio non sono solo, la Lega siete tutti, siamo tutti. Ebbene, stanotte mi sono andato a riguardare la storia della Lega attraverso i manifesti degli anni 90, dei primi anni 2000, del 2010. Lo dico perché qua ci sono responsabili, ci sono amministratori, ci sono sindaci, ci sono segretari regionali che sono straordinari, ma sono ovviamente arrivati in Lega magari non da 30 anni, da 5, da 10, da 15 anni, e per meri motivi anagrafici. Ovviamente nel 1996 non facevano politica, molto semplicemente perché non esistevano ancora, se non nella mente di mamma e papà. E quindi io vorrei, non è un discorso fiume, anche perché fuori c'è un bel sole e quindi è giusto che questo straordinario popolo, a proposito, fatevi un applauso, perché vedervi da qua è assolutamente incredibile, da là in fondo a là in fondo. E grazie a tutti i volontari che hanno permesso la riuscita di questo congresso. Abbiamo dovuto chiudere gli accessi per motivi di sicurezza. Ecco, sono gli unici motivi di sicurezza che ci piacciono rispetto ad altro. Però alcuni manifesti per raccontare la straordinaria storia di coerenza
della Lega, che è vero, è il partito più antico rappresentato in Parlamento, ma ovviamente le nostre battaglie del 1990 hanno una coniugazione diversa nel 2025, perché intanto intorno a noi è cambiato il mondo. Vediamoli alcuni di questi manifesti e partiamo dagli anni 90, qualcuno se lo ricorderà, Umberto Bossi: no all'Europa superstato, no a Forcolandia, per l'Europa dei popoli. Sembra fatto ieri mattina. Andiamo avanti e ce n'è un altro fatto quasi 30 anni fa che sembra fatto oggi. Andavamo in piazza a Milano: no alla Turchia in Europa, sia alla difesa delle radici cristiane del nostro continente. Arriviamo su temi economici. Certo, ogni tanto la Lega ha avuto il torto in passato di dire prima quello che vedeva in arrivo e non sempre, ovviamente senza grandi amici nelle redazioni. È chiaro che ogni tanto puoi passare per folle, però quella sana follia erasmiana. E quindi, a proposito di dazi, di imprese, di confini, di concorrenza sleale, andiamo avanti e stiamo parlando sempre di tanti anni fa. Servono i confini per difendere le imprese, con Umberto Bossi che diceva: stiamo morendo di Cina, se si tolgono i confini e i dazi doganali, le nostre imprese come faranno a reggere il confronto con i paesi che usano gli schiavi, che non rispettano alcun diritto dei lavoratori e dell'ambiente? È oggi la battaglia, è oggi, è di ieri, ma è oggi la battaglia, perché ci sono alcuni paesi che poi producono il made in qualcos'altro, che mandano a lavorare 60 milioni di bambini in fabbrica per poi accontentare qualche radical chic. È folle pensare a una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Rimettiamo una concorrenza leale nei confronti dei paesi che sfruttano il lavoro minorile per arricchire qualche multinazionale. Questo è il tema. Cina, concorrenza sleale, andiamo avanti. E ce n'era un altro a proposito del lavoro, perché la Lega è il movimento del lavoro. Proteggiamo il nostro lavoro, i nostri prodotti, stop alle importazioni dai paesi senza diritti. Quindi il rischio che l'Unione Europea tradisse l'ideale dei padri fondatori, e oggi siamo qua, il rischio della concorrenza sleale da parte di chi ovviamente rispetto alle nostre imprese ha un vantaggio competitivo enorme, ma noi non siamo per lo sfruttamento del lavoro minorile. Evidentemente il tema della famiglia, che non è un tema per pochi, che non è un tema del passato, ma è il tema del presente e del futuro, perché un'Italia e un'Europa senza figli è un'Italia e un'Europa destinata a morire, evidentemente. E quindi guardate anche i simboli: Lega Nord Padania, Europa giù le mani dai bambini. La toccava piano Bossi ai tempi, i nazisti rossi, però diciamo che non andava lontanissimo dal vero. E andiamo avanti con un altro tema di assoluta attualità: i figli sono dei genitori, non dei magistrati. Troppi bambini strappati alle loro case e alle loro famiglie e tenuti in ostaggio per motivi economici. E poi le riforme, l'autonomia, il federalismo. E il bello di questo congresso è che una volta per tutte, soprattutto per qualche giornalista distratto, usa le stesse parole da Treviso a Palermo. L'autonomia non è un capriccio, l'autonomia è la salvezza di tutta Italia. Serve a dare parità di condizioni, parità di diritti, il merito. Ecco, ho scelto per ospitalità ovviamente quello che era uno dei vecchi manifesti, padroni a casa nostra, ma può valere per la Lucania con lo sfruttamento delle sue enormi risorse, come può valere per il Veneto e per la Lombardia. E poi andiamo a un manifesto di un'incredibile attualità, e ripeto, stiamo parlando di decenni fa, dove, attenzione, riforma federale dello Stato, più poteri alle regioni, federalismo fiscale, Senato federale,
meno burocrazia, un Parlamento più giovane e leggete l'ultimo punto. Elezione diretta del primo ministro, autonomia e presidenzialismo, più poteri ai territori e governi più stabili eletti direttamente dai cittadini. E ringrazio non l'alleata, ma l'amica Giorgia Meloni per il messaggio che ha mandato a questo congresso. Autonomia e premierato vanno avanti insieme, mano nella mano. Poi i grandi temi, lo dico agli amici stranieri, la Lega parte dalle battaglie per gli ultimi. Diciamo che quelli che hanno il villone e gli unici immigrati che conoscono sono i 7 che hanno di servizio a casa perché hanno la sorveglianza privata, ecco, magari lì il problema non si sente. Valeva allora come vale oggi, siccome non c'è tutto per tutti, chi sceglie la Lega, chi sceglie i patrioti fa una scelta chiara. I posti di lavoro, le case popolari, se non ci sono per tutti, vanno prima agli italiani, vanno prima a coloro che queste case le hanno pagate con la loro fatica e con i loro sacrifici. Stiamo parlando di battaglie di 20 anni fa che adesso, grazie alla testardaggine, arrivano. E ricordo quello che mi ha detto Viktor Orban quando ci siamo trovati a Bruxelles, perché adesso i giornali scrivono che è il primo ministro più longevo che c'è sul continente europeo, però lui mi ha detto, e questo è qualcosa che tutti noi della Lega dobbiamo ricordarci per non mollare mai, è vero, adesso sono il primo ministro che da più tempo i cittadini eleggono, ma sono stato anche quello che per più anni è stato all'opposizione e ha fatto battaglia all'opposizione. Quindi questo vuol dire che non bisogna mai mollare. Arrivo agli ultimi 3, e ripeto, teniamo presente che si parla di 10, 20, 30 anni fa e si parla di oggi pomeriggio. Stop all'immigrazione clandestina, andiamo avanti. No al voto agli immigrati. E l'ultimo, loro non hanno potuto mettere regole all'immigrazione e ora vivono nelle riserve. Mi sembra che sia una storia di eccezionale lucidità, perseveranza e coerenza, e porto a questo congresso il saluto, l'abbraccio e il sorriso di Umberto Bossi, che siamo andati a trovare e che tornerà presto a Roma quando ci saranno votazioni determinanti. La Lega sono oggi più di 500 sindaci. Farei un torto a qualcuno citandone alcuni, però mi permetto di fare 2 nomi a nome dei 500. Una è qua oggi, mi sembra che oggi sia il suo compleanno, dopo mesi di arresti domiciliari e di soggiorno obbligato. Il mio abbraccio a Cristina Santi, sindaco di Riva del Garda, ennesima vittima di una magistratura che usa i processi per fare battaglia politica, ed è qua oggi insieme a noi. Un altro sindaco avrebbe voluto esserci, ma non c'è, perché è da mesi chiuso in casa agli arresti domiciliari. Il mio abbraccio, l'abbraccio del popolo della Lega ad Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano. Andrea, non mollare. Vogliono che noi molliamo, noi non dobbiamo mollare mai. È la miglior risposta che possiamo dare a chi usa la magistratura per fare battaglie politiche. Devo dirvi grazie perché mi sono letto tutte le mozioni e questa è la spina dorsale della Lega per i prossimi anni, perché non sono chiacchiere, sono anche mozioni impegnative da tanti punti di vista. Questo è un congresso sorridente, non abbiamo nemici, abbiamo avversari. 30 anni fa come oggi siamo nati
senza tanti soldi in tasca, senza l'appoggio di televisioni, di banche, di radio, di giornali, di potentati, di lobby, siamo ancora qua. Lasciamo ad altri le piazze della rabbia, della gelosia. Ieri abbiamo avuto la possibilità di ascoltare uno degli imprenditori più importanti del mondo, poi ognuno la pensi come vuole, mentre in altre piazze la star era la TikToker che invitava ad andare a Roccaraso. Ognuno si sceglie i testimonial che preferisce, per carità di Dio. Poi, e lo dico col massimo della simpatia per chiunque sia parecchio lontano da me, però al centro di questo congresso i temi del lavoro sono schemi vecchi, parole vecchie, scala mobile, gabbie salariali, siamo nel 2025. Quello su cui ci impegniamo, quello su cui la Lega di lotta e di governo si impegna è dare priorità all'aumento degli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori di questo Paese, agganciandoli all'aumento del costo della vita reale, al carrello della spesa, alle bollette, ovviamente non sulle spalle dei produttori. La Lega ha il massimo del suo consenso, secondo le dotte analisi, fra il popolo dei produttori, fra i 30 e i 50, mi aggiungo da 52enne, facciamo dai 30 ai 52, ovviamente del popolo dei produttori. E quindi qua poi però nella seconda parte dell'intervento spiego dove andare a prendere le risorse per questi aumenti. Sedi aperte, ho diviso l'intervento in 3 micro temi. Il primo da segretario federale, il secondo politica interna, il terzo politica estera, vado a compartimenti stagni. È fondamentale accettare la sfida dell'apertura, del coinvolgimento, ma non solo per Roberto Vannacci, voglio dire. Lo diceva Roberto Calderoli, è chiaro che il nostro patrimonio non sono i soldi che non abbiamo, sono i militanti, quelli che magari oggi non sono qua e che fanno i gazebo sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male. E quindi con la gratitudine storica nei confronti di chi da 5, 10, 15, 20, 30, 35 anni c'è sempre, è chiaro che noi per cambiare il mondo che abbiamo davanti dobbiamo coinvolgere, dobbiamo aprire, quindi è una scommessa. È chiaro che umanamente ci sta, se uno è in quella sezione da 20 anni e magari adesso il giro delle prossime amministrative è quello buono, è quello giusto, è chiaro che ciascuno è portato a dire però aspetta un attimo, io sono qua che tiro la carretta da 20 anni, adesso non è che mi arriva un giovane, mi arriva un pensionato, mi arriva un avvocato, un farmacista, un medico bravo, lo faccio entrare, si candida, magari prende 10 voti più di me e quindi io che cosa ci sto a fare? Questo però sarebbe la fine di un movimento che vuole portare avanti una rivoluzione pacifica e democratica, e lo applico in primis a me stesso: dobbiamo aprire le sedi a persone più brave di noi, perché ci sono, hanno voglia di entrare, hanno voglia di dare una mano, hanno voglia di collaborare. E quindi, siccome adesso è un momento positivo, è un momento di crescita, non solo perché lo dicono i sondaggi, ma perché si sente, perché c'è voglia di Lega, perché la storia sta andando in quella direzione, ebbene il cambiamento va fatto quando le cose vanno bene, non quando le cose vanno male. Quindi accompagniamola, questa crescita, questo cambiamento positivo, e ragioniamo all'interno di noi stessi. Oggi la Lega ha circa 1300 sezioni, tante sedi fisiche. Vi ringrazio, perché sì, è vero che il 2025 devi essere sui social, devi essere su Instagram, devi comunicare il volantinaggio su Facebook o su TikTok. È vero che la clip
che ieri Musk ha fatto intervenendo al nostro congresso sull'immigrazione, ha fatto 30 milioni di visualizzazioni. Quindi è vero che il social è importante, però la Lega è carne, fatica, sudore e territorio, è la stretta di mano, è la fabbrica, è la scuola, è il mercato, è la piazza, è la parrocchia. Non possiamo pensare di sostituire la vita reale con la realtà virtuale, vanno insieme, vanno accompagnati, anche perché con l'aria che corre, avete visto, a Bruxelles ci mettono poco a metterti il bavaglio, e quindi social, vita reale, fatica, suola delle scarpe consumate. Ringrazio i giovani che ci sono. Ragazzi, conto che entriate in tutte le scuole, in tutte le università, in tutti gli istituti superiori e in tutte le fabbriche, perché il futuro siete voi. E noi anzianotti siamo al vostro fianco. Paginetta numero 2. La politica nazionale. Il tema del lavoro al centro, il tema della pace fiscale, il tema della sicurezza e, ribadisco una volta per tutte, Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. È stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i sindaci, quello che gli elettori ci chiedono, e quindi sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto, con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni, perché io sono a disposizione dell'Italia e della Lega, senza avere smanie. A disposizione. Non ci faranno mai litigare. Ci stanno provando da 2 anni e mezzo. Si arrabbiano. Non ci faranno mai litigare. Siamo una coalizione di soggetti diversi, altrimenti ci sarebbe il partito unico. Così come i patrioti hanno storie diverse, hanno culture diverse, hanno radici diverse. Però è questo il bello sia dei patrioti che della coalizione di governo in Italia. La Lega è garante delle diversità. Noi adoriamo le diversità, noi proteggiamo e tuteliamo le diversità, e questo governo ha l'obiettivo di arrivare al 2027 e, se gli elettori saranno d'accordo e se non ci arresteranno prima, magari arrivare anche al 2032. Questo è l'obiettivo per portare a compimento. Se sarò ancora ministro e che tipo di ministero avrò, lo scopriremo solo vivendo. È chiaro che ho sentito l'amico, sto bene anche da secondo. Ogni tanto, anche nel ciclismo, ogni tanto è anche rigenerante essere il secondo, perché magari c'è qualcun altro che ti apre il vento. Io mi trovo benissimo con Giorgia e con i nostri alleati. Ora siamo i secondi della coalizione. È chiaro che, siccome l'importante è partecipare, vale sul campo di pallone ma non vale in politica, l'obiettivo è di tornare i primi a tirare il gruppo. È chiaro, ma non... Però non a discapito dei nostri alleati. C'è un 50% degli italiani che non vota più perché non si fida più e perché non si sente il cuore scaldato. A noi
il compito sui territori non di andare a far polemica o a far baruffa con i nostri alleati, ma siccome abbiamo idee, abbiamo ideali, abbiamo donne e uomini assolutamente in gamba, andare a scaldare i cuori degli italiani che si sono allontanati dalla politica, che dobbiamo riportare alla politica, con la gioia, col sorriso, con le proposte, con la presenza, e non ci manca nulla. E non ci manca nulla, l'abbiamo sentito, la flat tax, la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle. Certo, poi quando governi la regione Friuli, la regione Lombardia, la regione Veneto, il Trentino, quando governi un comune, quando sei al Ministero dell'Economia, è chiaro che non puoi dire di sì a tutti per serietà, però abbiamo ben chiaro in testa il percorso dei 2 anni abbondanti che ci portano alle elezioni, delle 2 leggi di bilancio che abbiamo davanti, quindi senza promettere mari e monti, però io penso che in un momento in cui la gente fatica a capire, giustamente, perché esci da una pandemia, entri in una guerra, esci da una guerra, entri in un'altra guerra, il dovere della Lega è di studiare, di capire, di pensare, di condividere e di proporre, e quindi soprattutto per chi ha più bisogno, senza imprenditori, senza partite IVA, senza artigiani, l'Italia non sta in piedi, perché prima di redistribuirla la ricchezza qualcuno la deve produrre, questa benedetta ricchezza, altrimenti c'è poco da redistribuire. È anche vero che se 1/3 degli italiani stasera va a letto con una cartella esattoriale che gli toglie il sogno, gli toglie la speranza, gli toglie la fiducia, gli toglie il respiro e gli toglie la voglia di uscire a lavorare domani mattina, ecco, una grande, salutare, equa, giusta, definitiva operazione di pace fiscale, di rottamazione delle cartelle esattoriali deve essere la nostra priorità politica per ridare respiro all'economia. E siamo qua, siamo a Firenze, parliamo di sicurezza, parliamo di immigrazione, e a Firenze non possiamo non omaggiare quella grande donna libera che è Oriana Fallaci. È difficile scegliere un passaggio di Oriana Fallaci con la ricchezza che ha prodotto nella vita. Non capite o non volete capire che se non ci si difende, se non si combatte, la jihad, la guerra santa islamica contro gli infedeli, vincerà e distruggerà il mondo che siamo riusciti a costruire. Questo non è fanatismo, non è razzismo. Adesso vedo che ci sono liste di proscrizione. Penso che in Italia tutti siano liberi di fare quello che vogliono, anzi, probabilmente in alcuni fronti c'è l'anarchia, non c'è il rispetto. Però se tutte le confessioni religiose hanno sottoscritto un accordo con lo Stato italiano, perché prima delle leggi del nostro Dio ci sono le leggi che regolano il nostro vivere civile, c'è il diritto penale, c'è il diritto civile, e quindi uno può essere ebreo, valdese, Hare Krishna, protestante, cattolico, ateo, buddista, ognuno può e deve credere nel Dio che vuole. Io penso che fino a che la confessione islamica non sottoscriverà un accordo e riconoscerà la reciprocità con lo Stato italiano, sia nostro dovere non concedere nessuno spazio a chi non riconosce la supremazia del diritto rispetto ad altri ragionamenti. E visto che purtroppo, nonostante i dati delle forze dell'ordine dicano che c'è un meno 30%, per fortuna, di omicidio di donne, di ragazze, di madri, di mogli, ebbene già sono dei criminali inqualificabili
quelli che in casa nostra per un frainteso sentimento di possesso, di bramosia, di gelosia, se tu uccidi quella non è gelosia, sei un criminale, sei un delinquente, non sei un uomo geloso, sei un delinquente. Non c'è possesso. Però per qualche cultura la donna vale meno dell'uomo. La donna è un oggetto. L'uomo può divorziare e la donna no. L'uomo può lavorare e la donna no. L'uomo può imparare l'italiano e la donna no. Ecco, io non voglio che i miei figli crescano in un'Italia dove diamo pezzi di città a gentaglia che ritiene che la donna sia inferiore all'uomo. Questa non è tolleranza, questo è il suicidio di una cultura. E quindi le riforme, l'autonomia, il presidenzialismo, la riforma della giustizia, i temi dei giovani, dell'innovazione, della cultura, della scuola che rimette al centro i ragazzi e gli insegnanti, non qualche cordata sindacale. E a questo proposito ringrazio Beppe Valditara perché ha fatto, al di là di tutti i provvedimenti economici, però sta restituendo dignità a uno dei mestieri più preziosi del mondo, che è quello del maestro, della maestra, dell'insegnante e del professore, che è fondamentale. E poi, per entrare nella terza cartella, il tema della salute, il tema della sanità, il tema delle liste d'attesa. Ringrazio la Lega perché, partendo da una battaglia dei giovani, è arrivata a portare a casa dal prossimo anno accademico una battaglia di civiltà che è il superamento e l'eliminazione del test a crocette per fare i medici e per entrare in facoltà medicina. Non sarà più la sorte a decidere, ma sarà la bravura. Ecco, arriviamo alla politica estera, arriviamo a quello che ci circonda. Se ci sono 800 miliardi da spendere, è nostro dovere non spenderli in armi e in proiettili, ma spenderli in ospedali, scuole, salute e lavoro. E fra i tanti ho scelto due immagini per accompagnare questa riflessione. A un congresso non si fanno comizi, si riflette, si ascolta e poi, sfruttando anche le diversità, si cerca di capire cosa sarà l'Italia del 2050. Di un grande uomo venuto dall'est e che ha scaldato milioni di cuori, e da poco ricorso l'anniversario della scomparsa, e sto parlando di San Giovanni Paolo II, che aveva un'idea chiara di Europa venendo dalla dittatura sovietica, che ahimè abbiamo visto in Romania non è ancora crollata. Parlava di vocazione dell'Europa alla solidarietà e alla fraternità e di tutti i popoli che la compongono, dall'Atlantico agli Urali. E quindi si capisce di che cosa si sta parlando. E poi non solo. E poi ci ricordava anche quello che dovrebbe essere ovvio, ma per qualcuno non è ovvio, è la luce del Vangelo che ha illuminato la storia d'Europa. Sono le radici giudaico-cristiane che hanno rinsaldato quelle radici giudaico-cristiane che qualche massone volle impedire fossero riconosciute nel documento fondativo e nella carta fondativa dell'Unione Europea, negando l'evidenza. E questo non vuol dire sentirsi superiore. Qualcun altro stamattina, leggevo qualche articolo di rassegna stampa, perché la giornata di ieri del Congresso di Firenze non si è fermata solo ai giornali italiani, per fortuna, oserei aggiungere,
ma eravamo sul Wall Street Journal, sul New York Times, sui quotidiani tedeschi, francesi, inglesi, con un resoconto obiettivo, perché poi leggi far right, estremisti, l'internazionale nera. Io qua vedo unicamente estremisti del buonsenso, vedo donne e uomini sorridenti, pacifici, orgogliosi. E quindi però è peccato mortale ritenersi superiore a qualcun altro per nascita, per razza, per religione, per cultura, per ceto, per censo, però la storia dell'uomo insegna che tu accogli a casa tua qualcuno se sai chi sei, se sei orgoglioso della tua storia, della tua tradizione, delle tue radici, della cultura, perché cancellare le nostre radici non ci permette di accogliere chi arriva domani mattina. Cancellare le nostre radici è un male per noi ed è un male per chi arriva. Noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che i nostri nonni hanno fatto per la nostra patria, per le nostre città, per la nostra cultura. Siamo nella città di Dante, di Michelangelo, di Brunelleschi. Insomma, e pensate, è di 40 anni fa questo grido, ma pensate oggi quanto è attuale. Io grido con amore a te, antica Europa, ritrova te stessa, riscopri le tue origini. Il problema dell'Europa, il problema dell'Italia, dell'Ungheria, della Grecia, dell'Austria, della Spagna, non è che i cinesi fanno gli interessi dei cinesi, gli americani fanno gli interessi degli americani, i brasiliani fanno gli interessi dei brasiliani, pensa un po' che gente strana. Il nostro problema è che ci hanno costretto a firmare una delega in bianco a Bruxelles a qualcuno che lavora per uccidere l'identità, l'industria, l'agricoltura, la pesca e la storia europea. È questo. E il tema della guerra e della pace è fondante, è dirimente, è alla base, perché al di là delle borse che salgono, scendono, lo diceva il presidente di Confindustria, calma, ragionamento, la Lega ha il diritto-dovere di proteggere i confini, ma proteggere i risparmi, proteggere il lavoro, proteggere la casa, proteggere l'auto. Andremo a vedere fra qualche settimana. È una mia supposizione, per carità di Dio, sbaglierò come per qualche giornale sbaglio anche se mi alzo la mattina e respiro. Però chi sta vendendo in borsa in questi giorni? Andiamo a guardare quali listini scendono e quali listini salgono, quali aziende scelgono e quali aziende salgono. Il dubbio può esserci, la borsa era arrivata ai suoi massimi storici, c'era qualcuno, non gli imprenditori, non i piccoli risparmiatori, non la mia mamma, c'era qualcuno che non vedeva l'ora di trovare la scusa per andare all'incasso e portarsi a casa miliardi di euro trovando un aggancio a livello internazionale. Nostro dovere è proteggere i piccoli risparmiatori, i piccoli imprenditori, gli artigiani, le partite IVA che scommettono sull'economia del paese. E a proposito di guerra e di pace, permettetemi, ovviamente se sono qua è grazie alle lezioni di vita di Umberto Bossi, non solo lezioni di vita, lo dico a chi è qua e ha 20 anni, 30 anni, adesso per carità ci sono i telefonini, ci sono i social, c'è Sky, c'è Netflix. Quando ero segretario provinciale di Milano, negli anni 90, non c'erano i telefonini, non c'erano i social, c'era il telefono fisso. E quindi a volte, Giancarlo lo sa, siccome Umberto aveva un suo fuso orario, tutto diverso dal fuso orario nostro, non c'era il telefonino silenziato sul comodino. Cazzo, squillava il telefono alle 3 di notte e io stavo a casa coi miei. È chiaro che se coi nonni, ho avuto la fortuna di crescere con tutti e 4 i nonni che avevano una certa età, e penso sia la fortuna più grande che può succedere a un ragazzo e una ragazza, crescere coi nonni.
i nonni patrimonio dell'umanità. È chiaro che se ti squilla, allora c'era il telefono fisso, quello con la rotella, alle 3 di notte dici cazzo è successo qualcosa, alle 3 di notte non è mai una buona notizia. Allora, la prima volta va a rispondere mia madre, e vi lascio immaginare l'animo alle 3 di notte, io dormivo nella mia cameretta e arriva un po' incazzata e mi fa: Matteo, c'è il tuo capo. Dico, e c'era Bossi che alle 3 di notte, siccome stava tornando da un comizio, sul telefono fisso mi doveva dire che non capivo niente. E vabbè, ci stanno, guarda, qua hai sbagliato, non capisci niente, non bisognava fare così, bisognava far cosà. Dico, ovviamente io con grande deferenza, quella che avevo e ho tuttora per un genio assoluto, e dice, vabbè, mi becco il cazziatone alle 3 di notte. Poi l'altra volta, terza volta, mia madre gli fa: se chiama ancora, tu non esci più per la Lega sulle tue gambe. Perché ha detto, se ti deve mandare a cagare, ti manda a cagare a mezzogiorno, non alle 3 di notte. Però uno cresce, si fa le spalle larghe. Chiaro, siamo qui grazie a Umberto, che spero ci stia seguendo da Gemonio, perché per dedicare la sua vita al Paese ci ha rimesso anche la salute e la salute della sua famiglia e annessi e connessi. E l'altro genio, grazie al quale o per colpa del quale, lascio giudicare voi, sono qua, è un altro varesino, Roberto Maroni, compagno di partito e compagno di fede calcistica. Che mi ricordo quando in un congresso a Milano, se non ricordo male, mentre io ero in Braghe Corte a fare servizio d'ordine, come stanno facendo i ragazzi oggi, disse dal palco, senza che io ne sapessi niente, senza fare nome e cognome, però l'identikit c'era, ho già capito chi sarà il prossimo segretario federale. Ovviamente mi sono fatto tanti amici in quella assemblea, però diciamo che se non ci fosse stato il suo passaggio fondamentale come segretario della Lega, probabilmente oggi non saremmo qua, ma saremmo tutti a fare altro. E quindi è chiaro che nel percorso di coerenza aggiungo però agli amici, e permettetemi un plauso particolare, non è piaggeria, non è facile trovare un ministro dell'economia che per 2 giorni fa il presidente del congresso della Lega. Però d'altronde ti hanno dichiarato miglior ministro dell'economia del mondo e quindi te tocca. Però c'è un altro, e ho scelto non una frase, un video, ma una foto, un altro grande che se fosse con noi oggi avrebbe tanto da dire e da fare. E basta questa foto che ha cambiato. Il grande è quello in mezzo, Grazie Silvio per quello che hai fatto e per quello che hai lasciato, e vediamo insieme agli altri di portarlo avanti. Un uomo di pace che costruiva ponti, che avvicinava popoli, che avvicinava culture, che scaldava i cuori. E vado a chiudere, se no Giancarlo fa anche a me così. La scelta della Lega è una scelta controcorrente, anticonformista, è una scelta di libertà, di identità, è una scelta per chi vuole fare politica, penso la più scomoda possibile. Quindi se qualcuno ci sta seguendo online e magari sta seguendo i lavori e gli è piaciuto il contenuto, l'energia, le idee, quello che sta sentendo e toccando con mano, magari a distanza, via web, dall'altra parte del mondo, e dice mi piacerebbe farlo, ragazzo o ragazza, ovunque tu sia, sappi che sei il benvenuto. Abbiamo bisogno di crescere per cambiare l'Italia, per cambiare l'Europa, però scegliere di far politica con la tessera della Lega in tasca e con l'Albertino da Giussano sulla giacca è la scelta più complicata,
più osteggiata da un certo tipo di sistema. E veniamo all'oggi, dove le sinistre hanno tradito, così come la burocrazia europea ha tradito le radici della comunità unica economica europea. Dovremmo tornare a essere una comunità di eguali, una comunità di stati sovrani che valorizzano le loro identità e le loro regioni, che mettono insieme un certo tipo di spirito, ma che non entrano nel merito delle micro direttive quotidiane. Ecco, il tema della pace e della guerra vede il più grande tradimento della sinistra. Ce lo ricordiamo quando le bombe con D'Alema andarono a colpire la Serbia e adesso è una minoranza cristiana quella che sta resistendo e sta combattendo in Serbia. Ricordiamo l'attacco alla Libia, a cui il governo italiano fu forzato. Ricordiamo altre guerre giuste. Nel 2025 non esistono guerre giuste, la Lega è una scelta di pace. Chi sceglie la Lega sceglie la pace. E fatelo sentire in tutto il mondo il fatto che chi sceglie la Lega sceglie la pace, senza se e senza ma. Non possiamo ragionare per tifoserie. Non possiamo essere trampiani o antitrampiani, maschiani o antimaschiani. Bisogna ragionare, bisogna avere l'interesse nazionale come faro. E quindi è chiaro, è stato eletto dagli americani un presidente degli Stati Uniti che, se avessero votato solo i giornalisti, gli attori di Hollywood, i rapper, i cantanti, ovviamente non avrebbe mai vinto. Fortunatamente poi votano i medici, gli operai, i giovani, i precari. E quindi è presidente degli Stati Uniti per i prossimi 4 anni? Sì. Chiunque al mondo che fa politica può avere 2 reazioni. Schifarsi, e quindi insultarlo, è un autocrate, è un dittatore, è un miserabile, è un disgraziato, oppure dialogarci, oppure ragionarci. La Lega è portatrice sana dell'idea, sia per il governo che per l'Unione Europea, che occorre dialogare con gli Stati Uniti d'America. Non possiamo fare la guerra con gli Stati Uniti d'America. Non è nostro interesse nazionale litigare con gli Stati Uniti d'America. Quindi il dazio può essere un problema per le nostre imprese e per il libero commercio? Sì. Quindi che risposta devi dare? Il controdazio? No. I controdazi raddoppierebbero i problemi per le aziende italiane ed europee. Molto semplicemente. Chi parla di guerra commerciale è nemico dell'industria italiana ed europea. Quindi qua non ci sono trampiani, qua ci sono italiani che ragionano, anche perché fino a 3 mesi fa dicevano alcuni giornalisti che eravamo anti-americani e filorussi. Adesso vanno nel casino perché noi siamo diventati troppo filo-americani e loro non sanno essere filo che cosa. E quindi si attaccano alla SFA, si attaccano all'asterisco, si attaccano, e lo preciso una volta per tutte, il tema LGBT, eccetera, eccetera. Chi discrimina un essere umano in base alle sue scelte di vita è un poveretto, perché ognuno è libero di amare chi vuole, di baciare chi vuole e di condividere la sua vita privata con chi vuole. Anzi, la proposta della Lega è di aumentare le pene per chi aggredisce, per chi discrimina. Teniamo fuori dalla contesa i bambini e il fatto che la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. Man is a man, woman is a woman. Molto semplice. J.K. Rowling. Evviva Harry Potter, evviva la paladina della libertà. A loro lasciamo qualche trapper tossico e noi ci teniamo qualcuno che per la nostra cultura sta facendo tanto. Quindi cosa può fare l'Europa domani mattina? Questo non dipende da Trump, da Xi Jinping, da Putin, da Zelensky.
e qua ci devono aiutare le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, le associazioni che si occupano di agricoltura, di pesca, di commercio, un'Europa sana domani mattina, come ha fatto Trump con i suoi atti ordinativi nello studio ovale, azzera, non ritarda, cancella il Green Deal, il patto di stabilità, norme, divieti, vincoli, regolamenti, tutto, il mega dazio che sta soffocando le nostre imprese. È quello il mega dazio. È a Bruxelles il problema delle nostre imprese, non è altrove. È lì che bisogna usare la motosega di Milei. È lì che bisogna sfoltire. Un'Europa che paga i contadini per non fare i contadini, che paga i pescatori per non fare i pescatori, che vuole mettere fra poche settimane fuori legge, tener chiuse in garage 7 milioni di auto Euro 5. Ma se uno ha l'Euro 5 è perché non ha i soldi per comprarsi la macchina nuova. E non gli devi rompere le scatole, e lo devi lasciar lavorare, e fallo lavorare, e fallo viaggiare. E il problema del green è chi accende il caminetto o chi non cambia la caldaia. Ma lo diceva Orsini, hanno aperto 100 centrali a carbone in Cina per permettere a Toninelli di andare in giro col monopattino elettrico in Italia. Voi capite che c'è qualcosa che non funziona. Quindi il primo azzeramento dei dazi lo può decidere domani la Commissione europea. E poi vai a trattare da pari con Trump, con la Cina, col Vietnam, col Messico, col Canada e con tutto il resto. Quindi c'è un ultimo tema, sono le 12:54, l'ho visto, il tema della libertà. Torniamo, spero di avere espresso, con tutta la mia carenza, ho perso appunti, però devo dire che faccio il segretario ormai dal dicembre del 2013 e emozionato come lo sono oggi, difficilmente lo sono stato in passato, quindi mi perdonerete qualche... C'è il tema della libertà, che è scomoda, lo diceva Giancarlo ieri. È chiaro che se ti fanno scegliere, scusa, vuoi duetti di libertà o duetti di felicità? Alzi la mano chi fa la scelta più scomoda. Però la Lega non è mai stata per le scelte comode. Io ricordo quando sfilammo per Milano, ci guardavano come matti per condannare i bombardamenti sulla Serbia, ma non per difendere Milosevic, ma per difendere un certo tipo di diritto internazionale, di cultura. Ci costò, sì, ci è costato elettoralmente alle elezioni. Il sostegno al governo Draghi, scelta complicata, scelta delicata. Non sono uno di quelli che se allora i tempi, pim pum pam, però uno deve guardare i dati. Siamo entrati nel governo Draghi da primo partito e siamo usciti dal governo Draghi e siamo qua oggi in crescita solo e soltanto grazie a voi, non grazie a qualcun altro, perché è stato il periodo più complicato in assoluto. Probabilmente è stato un male necessario, però difficile da spiegare. E poi la cosa incredibile è che si stanno moltiplicando le interviste, non faccio nomi, su giornali prestigiosi, di quelli che hanno portato l'Europa in queste condizioni in base ai loro dotti suggerimenti, e adesso sono loro che ci spiegano cosa dovremmo fare per uscire dal casino dove loro ci hanno portato. Almeno questa risparmiatecela. Almeno questa risparmiatecela.
non siamo qua a dire avevamo ragione, mia nonna mi diceva chi si loda si imbroda, però insomma, se adesso che i promotori dell'austerità ci vengano a spiegare che siamo in difficoltà per colpa dell'austerità, amico mio, chi l'avrebbe mai immaginato? E quindi superiamo il patto di stabilità non per comprare un solo missile, un solo proiettile, ma per investire in salute, in scuola e in lavoro. Per questo aiutare le imprese, perché la storia insegna che quando a Berlino decidono di investire in carri armati non sempre finisce bene. E quindi è chiaro che in un'economia interconnessa, quindi è questo, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà da ogni censura, anche in Lega. Non dobbiamo sempre essere d'accordo, non bisogna sempre dire il segretario ha sempre ragione, no, palle. O il ministro fa sempre bene, o il sindaco è immune da responsabilità, o il segretario provinciale. Mettiamoci in gioco. Abbiamo attraversato un deserto complicato. Potevamo reagire in due maniere, arrendersi o andare avanti. Avete scelto, no, non bravo Matteo. Matteo, ammesso e non concesso che sia bravo ed è tutto da dimostrare, non sarebbe nulla se non ci fosse un popolo che cammina e marcia insieme a lui. I singoli non vanno da nessuna parte. Quindi la gloria dell'uomo, ma Marine Le Pen ha citato Martin Luther King, panico in redazione a Repubblica. Dico, cazzo, adesso come facciamo? Questi sono i fascisti e i nazisti e cosa fanno? Citano Martin Luther King. Io vado oltre, cito Nelson Mandela, così almeno li mettiamo... No, ma... che diceva che la grande gloria di un uomo non è nel non cadere mai, ma è nel sapersi rialzare ogni volta che si cade. È chiaro che cadi, è chiaro che quando cammini cadi, quando corri cadi, però qua c'è gente, è quel granello di sabbia che gli farà scoppiare il disegno, perché la storia, e lo dico agli amici che arrivano da lontano, è dalla nostra parte. La storia che parla di sorriso, di positività, di lavoro, di fraternità, di valori, di cultura, del bello per un padre di famiglia di avere un lavoro dignitoso per tornare a casa la sera guardando a testa alta i suoi figli, perché è questo, la semplicità, la normalità. Quindi un grande popolo di normali, la pacifica rivoluzione del buonsenso, e a differenza di 30 anni fa non siamo soli. 30 anni fa nel Parlamento europeo, io ricordo, eravamo in 3, però eravamo animati da tanta gioia. L'ultima volta eravamo in 25, 30, però anche lì non eri determinante. Ecco, la storia della politica insegna che i voti non si contano, si pesano. Adesso abbiamo meno voti, ma siamo decisivi in Italia e in Europa. E questo grazie ai governatori, grazie ai sindaci, grazie ai parlamentari e grazie ai milioni di italiani che ci stanno dando fiducia. Quindi io vi chiedo di tener duro da domani, fabbrica per fabbrica, paese per paese, ovviamente con l'onore di essere vicepresidente del Consiglio, di ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il rispetto dell'importanza del mio ministero e degli straordinari dipendenti che voglio ringraziare, i dipendenti di Ferrovie dello Stato, i dipendenti di ANAS, i dipendenti dei porti, i dipendenti degli aeroporti, di tutta la spina dorsale del paese. Però non ho voluto parlare di quello che faccio da ministro, ho voluto parlare di noi, ho voluto parlare di me, ma perché io penso che il me sia una parte di tutti voi. Un'ultima cosa vi chiedo, di esserci sempre,
di non accontentarci. Uno dice, beh cacchio, stiamo crescendo, ci abbiamo i ministri, ci abbiamo 100 parlamentari, siamo nel terzo gruppo in Europa, governiamo le regioni, abbiamo 500 sindaci, governiamo migliaia di comuni, fammi un attimo riposare, perché oggi è domenica, domani è lunedì, vi chiedo l'orgoglio dell'identità leghista, che vuol dire io quando esco la mattina e devo cambiarmi giacca, se non ho l'Alberto da Giussano sulla giacca, mi sento nudo, mi sento orfano, non ce la faccio. Quindi essere testimoni, senza beghe, senza polemiche, senza rabbia, lasciamola alla sinistra, gli scenari apocalittici, le estreme destre, i fascisti, i nazisti. Si avvicina il 25 aprile. Ricordo sottovoce che fra coloro che contribuirono alla liberazione c'erano anche gli estensori delle valli alpine della Carta di Chivasso, che hanno, se non più merito degli altri, quantomeno lo stesso merito degli altri. E invito i giovani della Lega, andiamo fuori dalle scuole, andiamo fuori dai licei, andiamo fuori dall'università, a gente che parla di cose che non conosce. La Carta di Chivasso del dicembre 1943, fra le popolazioni delle nostre montagne, scriveva, e ripeto, combattevano contro la dittatura, che solo il federalismo avrebbe creato pace e progresso. Quindi il 25 aprile non è delle bandiere rosse dei compagni. Il 1° maggio è la festa di tutti i lavoratori, non della CGIL. Giù le mani dalla storia italiana. Giù le mani dalla storia italiana. E rimettiamo le cose a posto. Quindi grazie e sono sicuro che al prossimo congresso federale il mio orgoglio sarà di essere delegato, perché qua non so chi, non so come, ma so che sarà così. Qua c'è sicuramente il prossimo segretario federale e quindi non vedo l'ora di Questo vuol dire che io per i prossimi anni, se mi date mandato, metto a disposizione me, la mia famiglia, il tempo che tolgo ai miei figli, che è la cosa che mi pesa di più, però è giusto farlo. E la chiudo così, grazie, viva la Lega e viva la libertà e viva i popoli d'Europa. Grazie di cuore. Io penso che si possa acclamare il segretario della Lega per Salvini Premier, Matteo Salvini.
Allora, scusate un secondo. Allora, Matteo Salvini è diventato segretario, ma c'è un momento di votazioni. Le mozioni, vediamo se sono accolte o no, o se devono essere messe in votazione. Ci devo pensare. Me le devo rileggere una per una, tanto non avete fretta, immagino. Fuori c'è brutto tempo, siete in una città brutta e inospitale e anche Firenze e la Toscana troveranno la loro libertà e il loro cambiamento. Accolgo tutte le mozioni presentate dal Congresso e vi ringrazio per il lavoro fatto. Grazie. Allora, adesso cosa succede? I 672 delegati, in modo ordinato, hanno diritto di votare per il Consiglio federale. Le votazioni, che cominceranno tra un minuto in modo ordinato, nel salone di fronte al palco sulla sinistra del bar, dureranno fino alle ore 14:30. Chi sarà ai seggi per quell'ora e in fila potrà ovviamente votare. Grazie. Se qualcuno vuole fare una foto mi fermo volentieri qua, l'unica roba, accendete le luci normali. Siamo emozionati. Siamo emozionati. Si è concluso in questo momento il congresso della Lega, in quel di Firenze, Fortezza da Basso. Segnale interrotto, avete sentito, ora parte il voto dei 600 e passa delegati per il Consiglio federale. Emozione, devo dire un'emozione anche da parte del segretario federale e nuovamente confermato segretario federale Matteo Salvini. Abbiamo visto gli occhi lucidi negli ultimissimi istanti della sua diretta, che sono anche i nostri. Manteniamo aperti in questo momento i WhatsApp e le linee telefoniche, proprio perché sappiamo che molti di voi hanno seguito su Radio Libertà questo importante evento, chi sul canale 252, chi sul sito radiolibertà.net o sulla nostra banda DAB della radio. 0292947222. Diamo modo, chi volesse entrare in onda in questo momento, di commentare quanto finora ascoltato. Sono arrivati una marea di WhatsApp anche al 340 6709 659 a confermare un grande entusiasmo con cui moltissimi avete ascoltato questi 2 giorni della Lega. Grande congresso, un'esplosione di idee e coraggio, scrive qualcuno. E ancora, Ugo, sono un po' triste, è il primo congresso federale a cui non sono riuscito a partecipare, ma grazie a te mi sono emozionato comunque. Grazie, ho potuto riabbracciare mentalmente tanti vecchi leghisti come più di me. Buona continuazione. Un abbraccio a Ugo Segalini. Caro Ugo, vuoi che non ci ricordiamo di te, così come mandiamo un abbraccio a centinaia, migliaia di leghisti, o che si spacciano anche per ex leghisti in tutta Italia, che però sono stati al congresso insieme a te, Ugo, insieme a me, Sammy Varin, insieme al nostro regista Andrea, perché lo abbiamo vissuto proprio in primissima posizione. È bellissimo, se avevate il televisore sintonizzato sul canale 252, un audio, una spettacolarizzazione veramente potente, e questo è anche merito delle nuove tecnologie con il digitale. Quando le cose funzionano è bellissimo. Che piacere sentirti anche di domenica, Zita. Ciao Zita, piacerissimo di trovarti. Lo sai, io conduco la rassegna stampa dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9:30, col cavolo che sabato e la domenica mi fanno riapparire qui, anche perché per fortuna abbiamo dei colleghi molto in gamba che tranquillamente prendono il mio posto. Ci sono anche
messaggi audio 340 6709 659. Andrea, tira sul cursore, sentiamo che cosa dice quest'oggi. Ciao Sammy, sono Walter, Poi anche la Walter. domenica lavori troppo ragazzo. Vero? Volevo dire questo al congresso della Lega, una semplice proposta che farebbe salire i voti, la riduzione dell'IRPEF, almeno quella regionale. Lombardia, 58 miliardi di residuo fiscale, e i lombardi potrebbero cancellare l'IRPEF regionale. Non mi sembra una cosa così tanto fuori dal mondo. Siamo una regione che ha un residuo fiscale altissimo, cancelliamo l'IRPEF. Perché? Perché siamo lombardi e paghiamo le tasse e lavoriamo come dei muli dalla mattina alla sera. Quindi lavorare come un mulo per prendere un NEL non mi sembra una cosa tanto intelligente. Ciao Sammy. E noi siamo sicuri che abbiamo qualche ascoltatore ancora dal congresso di Firenze che sta sentendo e quindi può spargere ulteriormente la voce. Caro Giorgetti, mediatore del congresso, veramente, Giorgetti è stato grandissimo, aveva appena finito di lavorare al ministero, è stato all'altra riunione sul lago, eccetera, venuto lì per mediare il congresso della Lega. Santa pazienza e santa polenta. Caro Giorgetti, mediatore del congresso, cosa dici se togliamo un poco di trattenute dalle pensioni? Non vi sembrano troppo forti? Attendo parere anche dal congresso. Bravo Maurizio, è vero, sono tante comunque le posizioni che si sono portate e devo dire ci sarà un'ottima risposta. Il congresso mi ha caricato, scrive questa ascoltatrice. È vero, un po' tutti noi siamo galvanizzati, anche se non abbiamo potuto essere lì, ma vediamo la risposta dei siti partendo dall'agenzia ANSA. C'è anche una chiamata. Grazie Andrea. 029294 7222. Pronto? Pronto? Ciao. Sono io in linea, Sammy. Ciao. Sono il vecchio cinghiale. Oila, buongiorno. Anche tu hai seguito. Ma va, mi sono beccato una full immersion di 2 giorni e mi ha dato a van tutti i vari programmi. Non potevo mancare. Bravo. Oltretutto, devo dirti che purtroppo ho dei problemi, specialmente quando c'è la Rufo Popolo, con il segnale di Radio Padania Libera. Dei vuoti. E di questo congresso, tra una boiata e l'altra, a parte gli ultimi 5 minuti di Matteo che mi sono perso, i minuti intermedi nel finale di Matteo che mi sono perso, ieri una mezz'oretta di buio totale. Sta diventando una, come si dice, una costante la mancanza di segnale qua nell'ex regno di Singapirla e soci. È che è difficile penetrare in quelle barriere, molto difficile. Sai che di solito io sono molto democratico e, come si dice, ligio al rispetto delle leggi, a cui mi stanno facendo incazzare come una iena. Grazie, Sto caro. per rimettere fuori la vecchia bandiera ormai quasi strappata con Alberto Da Giussano della Lega Lombarda. Assolutamente sì. Hai sentito Matteo Salvini? Se non l'ha sentito poi lo ripeteremo l'indomani, e ha detto di ritirar fuori tranquilla, prima di tutto l'Albertino Da Giussano, la spilletta, e qui ci ritroviamo Quella c'è d'accordo. Come c'è già la maglietta, Chiaro. Eravamo liberi a casa nostra, ormai ci hanno invaso, quella con l'indiano ritornerà, non preoccuparti, come tutte le estati. Sì, io direi di farli proprio ristampare, di farli ristampare questi poster e di ricominciare ad attacchinarli in giro per l'Italia. Ho intenzione di farmi fare altre 2 o 3 magliette per il ricambio con l'Alberto Da Giussano e il Bassa Euro, perché qui devono capire che io non mollo. Bravo. Non sono uno di quelli della Melonza
che cambiano seggiola, virgoletta, come Grazie, le grazie. mutande cambiano le Salutiamo stagioni. questo ascoltatore, che ho qui un fracco di messaggi da leggere. Ti ringrazio e approfitto proprio. Questa è una roba che ha detto Matteo Salvini, ritirando fuori i vecchi poster della Lega e vedendo come sono attuali ancora oggi. Ritiriamo fuori queste cose della Lega, perché a quanto pare è un vintage che ritorna, o meglio, forse non se n'è mai andato, semplicemente non era semplice tenere sul tavolo tutte queste cose. Le rimettiamo sul tavolo? Punto di domanda. Che ne pensate? E questo lo ricordiamo soprattutto, come diceva il nostro ascoltatore, agli ex, a quelli che hanno fatto i furbi, quando le cose non sono andate bene o davanti alle polemiche, perché la Lega è stata al governo con Draghi, avete ascoltato prima, ne ha parlato anche Matteo Salvini, hanno preferito andare magari con chi non c'era stato al governo con Draghi, con la carissima amata Meloni dei Fratelli d'Italia, che io solo, perdonatemi, qualcuno lo ha scritto sui social, da oggi sono un fratello. Guarda, vedi, sto male solo a parlarne, cioè una roba che suona così sono un fratello. Dio mio, mi manca il respiro, ti giuro. E questo era della Lega e ha scritto che ora sono un fratello. Chiaramente vogliamo bene a tutti, tra questi personaggi ci sono anche amici anche personali del sottoscritto Sammy Varin, però lasciatemi vomitare in pace, ecco, per questa vostra scelta, e penso che dopo quello che è successo oggi al congresso della Lega, in molti, se non l'hanno già fatto nelle scorse settimane, perché hanno bussato alla nostra porta e al mio WhatsApp in pazzeschi, tanti pazzeschi, in moltissimi, se non l'hanno ancora fatto, in molti decideranno di ritornare indietro. Chissà se si potrà. Questo non l'ho sentito al congresso. 0292947222. Dai, il più veloce entra in onda, vi regalo un quarto d'ora di telefonate. Pronto? Sì, buongiorno, Berengaro in Supplico da Roma. Uè. Un saluto a tutti. Salve. La domanda, allora io ho sentito un po' a spizzichi e bocconi il congresso. È tutto bello, per carità, però non mi è sembrato di sentire nessun riferimento a quelle cose che sono state introdotte da Monti, da Draghi, degli aiuti di sotterfugio, dei regali che sono stati fatti alle banche a spese di noi contribuenti, chiamate CB Bill e Pago PA, tutti i trucchetti che poi uno deve sovvenzionare di tasca propria. Ora, quando è che si deciderà a levarli e a reintrodurre i vecchi MAV e RAV che erano gratuiti ed erano automaticamente controllati dal Ministero col computer, che era gratis, era già stato pagato dai contribuenti? Resto in linea, grazie, buona giornata. Bravo, buona giornata, e lo giriamo a coloro che stanno uscendo in questo momento dal congresso della Lega. Hanno acceso la propria autoradio su Radio Libertà proprio per seguire la nostra radio, e lo giriamo anche chiaramente ai tantissimi giornalisti che hanno scelto il canale 252 di Radio Libertà per seguire i lavori del congresso, perché effettivamente fisicamente tutti là nella Fortezza da Basso, nonostante sia un luogo enorme, ma tutti non ci stavano. E queste sono le postille che ci stanno assolutamente, anche perché è una vergogna quando si deve pagare qualunque tassa, ti fai tutto il gioco, metti dentro il tuo codice e fai quello, ti arriva l'altro codice, eccetera, e poi c'è anche da pagare qualcosa in più per un servizio. Ma chi è che abbiamo scomodato? Non ho capito. Abbiamo fatto lavorare qualcuno con quel schiacciamento di bottoni? Cose che vanno meditate, vanno meditate. Sì, mi state chiedendo anche se ci saranno repliche su questa radio. Naturalmente, come da tradizione, così come replichiamo l'evento di Pontida il giorno successivo, in questo caso replicheremo giorno per giorno gli interventi più salienti ogni mattina all'interno dello spazio riservato ad Autodafè, la trasmissione del nostro condirettore Giulio Cainarca, che però si trova in ferie in queste settimane. Ecco, all'interno del suo spazio, normalmente intorno alle 10 della mattina, ogni giorno replicheremo
gli interventi dal palco di Firenze. Quindi una bellissima idea per chi non avesse potuto seguire, giustamente sabato, domenica qualcuno ha qualcos'altro da fare, tranquilli, li potrete ascoltare giorno per giorno intorno alle 10 del mattino e chiaramente poi nelle repliche dopo le 21 qui su Radio Libertà. Ma sentiamo ancora le vostre voci, chiamate 0292 947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Cristina e chiamo dal Veneto, Ciao. dal Basso Polesine. Buongiorno, volevo ringraziarvi per che ho seguito entrambe le giornate ed è stato una gioia immensa, quindi io non voglio assolutamente polemiche. È chiaro che gli errori sono stati fatti, però io ho riscoperto le mie idee, le mie origini e le mie radici ben piantate in terra e molto più in profondità. Quindi io ringrazio la Lega, ringrazio Matteo Salvini, ringrazio il mio governatore, il mio grande Zaia e ringrazio voi perché fate un servizio meraviglioso che ogni giorno veramente ci accompagna e ci riporta a ragionare con la nostra testa, che è fondamentale per essere persone libere. Quindi grazie. Grazie davvero per queste belle parole. È forse il complimento più grande, quello di farvi ragionare. Ecco, noi non pensiamo di dire la verità, anche se ci chiamiamo Radio Libertà, ma non diciamo nessuna verità, non abbiamo nessuna verità in tasca. Pensiamo di dire delle cose completamente diverse da quelle che dico, quelle che vengono dette, quelle che vengono messe sul tavolo ogni giorno dalle altre radio, dagli altri canali importanti. Diciamo cose forse all'opposto molto spesso. Poi c'è da vedere, c'è da farvi pensare se abbiamo la verità in tasca oppure no. Io penso di no, ma penso che vi facciamo pensare, a chi vi mettiamo il dubbio, la pulce nell'orecchio. Il giornalista deve fare questo lavoro e dopo tanti anni che lo facciamo, abbiamo imparato forse a farlo un po' meglio degli altri? Ci metto il punto interrogativo. Chiamate 0292947222. Pronto? Sammy, sono io, pronto? Ciao. Ciao, sono Massimo da Caccare. Sammy, come stai? Bene, mi fa piacere essere in vostra compagnia. È piacere vederti di domenica e ti vedo in gran forma. È vero, grazie. 2 parole sul congresso che mi sono visto un po' in diretta, un po' per radio. Un particolare commento sul passaggio di Matteo, sui tanti, si sarebbero da commentare tutto il suo discorso, ma uno in particolare, quando dice che è nostro dovere piacere tutelare i lavoratori, i deboli, i risparmiatori, in pratica difendere e dare voce al popolo. Una frase sola, Vox Populi, Vox Dei. In pratica lui dà forza e coraggio alla democrazia. La Lega, ha detto, è un movimento democratico che ha sempre lottato per la democrazia. E forse siamo gli unici rimasti a farlo. Un caro saluto, Sammy. E io ti ringrazio perché sono belle meditazioni che mettiamo lì proprio, le mettiamo sul vostro zerbino affinché le possiamo prendere tutti in considerazione. Sto sbirciando i siti internet, il Corriere della Sera scrive il congresso della Lega, l'intervento di Le Pen, la tessera di Vannacci, l'omaggio a Berlusconi, Salvini segretario fino al 2029. Firulì, firulà, abbiamo fatto finta di niente, ma è successa una cosa anche, si vociferava, si iniziava a scrivere qualcosa in questi giorni sui giornali, ma non era ben chiaro cosa sarebbe accaduto. Cosa è successo? Vannacci ha preso la tessera della Lega. Che significato ha questa cosa secondo voi? 0292947222 o tramite WhatsApp 340670969. Sarà uno degli argomenti dei prossimi giorni sulla carta stampata. Domani mattina, lunedì dalle 7:30, io, Sammy Varin, sarò in diretta con voi per confutare queste cose, ma siete stati i primi a sentire questa notizia, ascoltando, guardando Radio Libertà. Vannacci ha preso la tessera della Lega
e tra le novità ci sarà pure quella che si può accedere ad alti meriti nell'interno della Lega, ad alti compiti all'interno della Lega, anche se non si è militanti da molto tempo, se non lo si è proprio militanti. Attenzione, queste sono le cose che si vociferano in queste ore. Cosa potrebbe cambiare all'interno della Lega dopo questo congresso? Siete i benvenuti se volete dirmelo allo 0292 94 7222. Chiaramente salutiamo anche gli amici che hanno mollato lo spadone e l'hanno sotterrato o l'hanno addirittura distrutto uscendo dalla Lega e scrivendo oggi sui social che siamo diventati fascisti. E vogliamo bene anche a loro, ci mancherebbe, ma c'è qualcuno che si sta un po' rodendo in questo momento. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, Quella! indovina un po' io cosa ho fatto. Cosa hai fatto? Sto cercando la mia vecchia mangiata con le di Rolls e di Governo per mettere ancora. Senti, ma l'Albertino da Giussano ce l'abbiamo attaccato? Lo per quello con diamantino ho petto. Sacro Albertino da Giussano, grazie. Però ho con la testa. Grazie Raffaella, la nostra Raffaella da Sondrio. Ciao Raffaella, 0292947222 e visto che ho aperto le agenzie, devo dire che però ci sono passate davanti notizie ancora più eclatanti del congresso della Lega. Il Papa che è comparso a sorpresa in piazza San Pietro. Buona domenica a tutti e grazie. Poi attraversa la Porta Santa e questa è un qualcosa che tutti quanti siamo contenti, anche Repubblica. Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro arriva in carrozzella e con i naselli per l'ossigeno e dobbiamo abituarci anche a questa visione. Ancora più grave la notizia di un ragazzo di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa a Roma. È gravissimo, ipotesi incidente. Ma torniamo ancora ai vostri messaggi, ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Ciao Radio Libertà, ho potuto seguire integralmente il congresso della Lega anche facendo i miei soliti lavori domestici, grazie. È vero Clara, è vero, anch'io ieri facevo i miei lavori domestici, nel senso che lavoravo per questa radio anche da casa, ma era una bella visione avere la televisione sul canale 252. Se il vostro televisore è collegato ad internet, lo sapete, non abbiamo i soldi che può avere una Radio Italia, solo musica italiana, e farsi il proprio canale TV, non ce li abbiamo proprio allora, e abbiamo fatto in modo che il segnale audio ci sia in tutta Italia, schiacciando 252 sul vostro televisore, ma per il video bisogna che il vostro TV sia collegato ad internet. Allora parte il video, che è un sistema che costa molto di meno che pagare un segnale video 24 ore su 24. E vi dicevo, una visione veramente bella, forte, interessante e soprattutto che ti tiene compagnia, e sembrava quasi di essere lì, quasi. Manca il verde, eccolo lì, questo ci ha rovinato la domenica. Manca il verde nei colori della Lega, troppo blu Forza Italia. Allora, secondo me, caro Dario, è Forza Italia che ha cambiato colore. Che poi hai visto, sono arrivati i saluti da parte di tutti, e la Le Pen, e la Meloni, e mancava il saluto di qualcuno di Forza Italia. Ve ne siete accorti anche voi? Ma forse c'è stato, ma non l'ho sentito. Fatemi sapere. È il sole delle Alpi, è un simbolo importante per le radici cristiane. Bravo Dario. È che effettivamente tutto il passato della Lega, tutti questi volantini bellissimi che sono stati trasmessi da Matteo Salvini dal palco, e andavamo avanti fino a notte, se bisognava segnalarli tutti con il grandissimo sole delle Alpi, simbolo
storico, non certamente solo della Lega. Caro Sammy, ho ascoltato tutto, ovviamente forza Lega, forza Mattea, mi auguro che Vannacci venga candidato alla regione Toscana. Se vogliamo vincere nel Paese Rosso, credo che sia l'unica possibilità. Cara Dani, e questo sarà uno dei nodi che bisognerà sistemare nelle prossime settimane, anche perché da leghista tessera RIA del 1987 il sottoscritto Sammy Varin sarebbe per candidare un leghista o una leghista, in questo caso la nostra capogruppo Elena Meini, capogruppo della Lega in regione Toscana, quella che è uscita naturale candidata della Lega nelle scorse settimane. Chiaramente davanti a un Roberto Vannacci con le sue 500.000 preferenze europee e con un carisma che supera ma di tantissimo ogni possibilità che potrebbe avere la Lega in quella zona, chiaramente ci sarà da pensarci, ma non saremo certamente noi a decidere. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Sì, mi chiedete quando ci saranno le repliche. Già da domani, lunedì alle ore 10, ricominceremo ad ascoltare gli interventi al congresso di Firenze di sabato e di domenica. Quindi senza problemi riascolterete tutti gli interventi più importanti, ma già questi li potete risentire cercando su Facebook o su YouTube Radio Libertà. Lì ci sono già tutte le nostre trasmissioni in diretta, ma in particolare ce n'è una lunga, quella di ieri sabato e quella di oggi domenica, che riguarda il congresso federale. E non potete sbagliare perché la durata supererà l'1, 2, 3, 4 ore, ma sarà una durata molto superiore. Ce ne andiamo? Cosa dice Andrea? Ma sì, ce ne andiamo, direi di sì. Sto sbirciando le ultime notizie e vedo che non ci sono novità eclatanti. I giornalisti, professionisti of course, stanno mettendo in pagina ciò che è accaduto in questa domenica di congresso. Il congresso della Lega, scrive Repubblica, Salvini rilancia, io al Viminale parlerò con Meloni. Sì, è vero, anche questa cosa è qualcosa che zitto 4, visto che c'è stata un'ovazione generale al congresso della Lega perché Salvini tornasse a fare il ministro dell'interno, parlerò con Meloni, ricordando, ha fatto Salvini, che l'attuale ministro siamo grandi amici. E poi ancora ha detto, vogliamo tornare primi in coalizione. Poi la Repubblica mette in pagina anche gli altri momenti importanti del congresso. Vannacci si iscrive e il prossimo obiettivo, si porta avanti la Repubblica, è la vice segreteria del partito. Il video Le Pen a Salvini, la nostra lotta pacifica e democratica come quella di Martin Luther King. E infine l'ospite che ha fatto parlare tutto il mondo, Musk Show, uccisioni di massa in Europa. Direi che possiamo fermarci, certamente lo facciamo, non posso far altro che ringraziare tutti voi che da tutta Italia ci state scrivendo, ringraziando a vostra volta, io ringrazio voi ringraziate noi, andiamo avanti fino a domani, ricordate che la nostra è una radio, è una televisione, è anche un sito internet di controinformazione, quindi in questa domenica se volete sbirciate sul sito www.radiolibertà.net perché abbiamo i nostri colleghi, il nostro direttore Sallusti, il coordinatore Braga, che si trovano ancora in quel di Firenze e che stanno inserendo su questo sito tutte le interviste, tutto quello che è accaduto al congresso della Lega di Firenze, visto dalla Lega, che non è poco, perché quello che sentirete nel TG della 1:30 o di Rai 3, eccetera, è visto da altre fonti. È bello sentire ciò che pensa effettivamente un media vicino alla Lega come Radio Libertà di questo congresso. Fatevi un giro, www.radiolibertà.net o naturalmente restate su Radio Libertà, in televisione canale 252, in radio la banda DAB della vostra radio e naturalmente su tutte le altre piattaforme, YouTube,
Facebook e la nostra applicazione. Sammy Varin se ne va, ringraziando per la partecipazione Andrea, che ci ha tenuto una grande compagnia tecnica in queste ore. Io, è una minaccia, ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato